Vabbè. Voi non avete idea, secondo me, l'importanza dell'importanza del Napoli, sicuramente. Parliamone. Allora, come potete capire, guardiamoci nell'anima, qua è tutto diverso, non si capisce niente. Allora, mi dovete confermare che si sente la voce? Perché il setup è tutto diverso? Parliamone, allora si sente, vedi voce, vedi? Dove sta? Qua. Mamma Carmena fino. Allora, Stream Elements sta running e questo è buono. Io ora, voi guardate che guardo qua, guardo i commenti. Buongiorno Davide. Si sentono i rumori? Ma qua mi cazzo. Sentite? Qualche rumore? Ok, benissimo. Giovanni, buonasera, Forza Napoli sempre. Allora, vi voglio salutare tutti quanti, mi siete mancati tantissimo. Potete solo immaginare che cosa può significare doversi trasferire da un appartamento all'altro e uno pensa, vabbè, ma tanto che c'avrai poche cose. Ok, tengo già solo quello che poi è il green screen così è un macello assoluto. E lo so che eravate tutti come me tesi per la partita, eccetera, eccetera, ma voi immaginate psicologicamente la casa nuova, la prima partita, se non va bene? Vi lascio solo immaginare questo. Vi lascio immaginare, logo, se non funziona più niente, devo organizzare tutte le sciarpe, tutte le cose. Però fa caldo perché qua c'ho il termostato. Allora, vi bacio tutti adesso vi bacio tutti. Voglio solo dire una cosa, parte Zanoli, la partita di Bobò, per me bisogna mettere Bobotta sugli scudi, proprio là lo mettiamo, proprio sugli scudi perché ha fatto una partita incredibile. È chiarissimo che i riflettori erano puntati sul giovanotto e il giovanotto ha fatto una partita di grande livello, impreziosita anche da quell'assist per Mertens, perché lui se ne va, si fa la sua discesa interna e con l'esterno trova il filtrante per Mertens che fa, mamma mia. Poi a uno possiamo sviscerarle queste cose, vedi Diego? Dobbiamo salutare funziona tutto. Adesso vedremo quando arriverà Guido, perché ho paura che poi non si sente, che c'è qualche cosa. Comunque con calma faremo tutte le cose. Lo senti questo odore di The Champions? Diego, lo sento. Allora, io non ho guardato la classifica proprio volontariamente. Siete iscritti al canale? Sì, Sì. Non l'ho guardata, la guardo insieme a voi. Guardo la classifica insieme a voi e la classifica è tutta da godere, ce la godiamo, perché in questo momento, ovviamente con il Milan con una partita in meno, guardiamoci nell'anima, però è sfizioso vederci là davanti, è sfizioso, è uno sfizio. Poi l'Inter deve recuperare 2 partite, la stessa Juventus, l'Atalanta, però considerando che la Lazio sta a 50, l'Atalanta c'ha sempre quella partita in meno, però ci siamo allontanati parecchio e credo che The Champions si può cominciare, non dico a festeggiare, però dovrebbe succedere proprio una catastrofe, che esistono le catastrofi, ma mi dispiace, voglio sottolineare che non è possibile non dare quel rigore istantaneamente, è impossibile proprio, è impossibile. Allora io voglio parlare sempre della partita, delle cose, le scelte difensive di Spalletti che
il piano gara difensivo, che mi è piaciuto perché fa il paio con quello del Verona, e ve lo spiego bene, adesso ne parliamo, perché se tu poi prendi la palla e loro ti ammazzano col pressing e ti fanno i falli sistematici, però voi dite poi gli XG, ma dopo ne parliamo di tutto con calma, non devo fare gli editoriali, lo devo far parlare voi, mi siete mancato tantissimi, Bobotta is on fire. Allora, ci sta qua questo Calesio che non mi piace tantissimo, se riesco a spostare. Bobotta is on fire, ma mai nessuno dopo Jorginho. Bobotta is on fire. Buonasera a tutti gli amici Pellini, vale che dire, niente è meglio. Alle 14 sono andato a comprare il biglietto per la Viola. Bravissimo Fabio. La freschezza di Zanoli, Luigi, la freschezza di Zanoli. Ciuchi Lozano spacca la partita, bravo Pasquale, impatto ottimo di Lozano, è entrato cazzutissimo, teneva quella freschezza, ha controllato bene i palloni, puntava all'uomo, lo cercavano e ha creato tantissimi pericoli, nonché poi il finale che vede il gol di Elmas molto bene. Degno di essere titolarissimo, Nicola, e tu hai pure ragione, mentre Davide Palma lo benvenutiamo. Davide, ma tu sei dei nostri, sei sempre stato, io poi vado in difficoltà perché so che fa. Un bacio Davide, se ci sei, se non ci sei batti un colpo e ti aggiungo, ma può essere pure che ci stai già, è colpa mia che non riesco più a ricordarmi come mi chiamo. Ceroz si è fatto la sua must partita? Assolutamente sì, a tutto campo, pizzicava gli avversari, faceva i movimenti giusti, controllava, veniva incontro, faceva salire la squadra, che non è una roba sua, è stato fondamentale Mertens, veramente fondamentale. Molto bene Juan Jesus, giusto, e di Juan Jesus, Pepsi Pep, io devo sottolineare anche come abbia sposato proprio come si dice, non la questione Napoli, ma insomma la piazza con tutte le sue sfumature, perché lui posta una fotografia e dice il caso Napoli, vediamo quale altro caso adesso si inventano, facendo un pochino il richiamo di questa storia di Osimhen che hanno messo in mezzo, il caso, i giocatori, il spogliatoio, ma non ci fate ridere, ma lasciateci in pace. Juan Jesus è un grande uomo prima che un buon giocatore, un grande giocatore, ha fatto un bellissimo campionato. Ma devo ringraziare anche Giorgio Mele per il piccolo contributo per un grande canale community. Giorgio, ma non è piccolo e tu ci sei sempre, e quindi io non smetto mai di ringraziarti, assolutamente, carissimo Giorgio. Veramente mi siete mancati tanto. Like a terremoto, ragazzi, i miei moderatori ve lo hanno già detto, dobbiamo rismuovere l'algoritmo perché altrimenti we fall behind e we can't perché abbiamo questo finale di stagione da vivere con quella cosa così. E Angela Torre, che tra l'altro è possessora, si è comprata la tazza, e quindi gli auguri di un buon compleanno di tutta la community, in ritardo di qualche giorno, ad Angela Torre, immediatamente tutta la community a fare gli auguri ad Angela Torre, che è la nostra mascotte, sempre presente. Quando dico sempre significa sempre. Angela Torre, tutti gli auguri, inondatela di auguri. Invece è possibile perché Di Bello era troppo vicino. Fa amore, carissima Angela, fa amore, assolutamente. Presenza importante anche fisicamente è tosto Zanoli, non c'è niente da fare, è tosto, è alto, si fa rispettare, corre, sta lì attento, concentrato. Ottima partita. Un saluto a Nico. Peggiore in campo Zielinski, sì, Christian è quello che probabilmente ha brillato di meno, la sento adesso di indicare il flop in una giornata così bella, però sì, è chiaro, quando è entrato Elmas al posto di Politano, io ho pensato immediatamente, mi sarebbe piaciuto Elmas al posto di Zielinski subito,
anche perché Elmas non mi fa impazzire sulla destra, però Elmas la sua partita la porta a casa sempre, lo puoi spostare, e la qualità di Elmas si è vista anche con il gol alla fine. Mario Rui enorme, prima o poi andrà in gol. Pasquale molto giusto, anche questo molto giusto, anche stavolta è arrivato al tiro e la palla era indirizzata all'angolino, difficile da quella posizione per un sinistro, però poi tantissime diagonali difensive, attentissimo, performante, rispetto alla sua statura era un gigante, perché poi è stata una masterclass difensiva, diciamo quello che è, quello come la vogliamo dichiarare. Poi adesso, dato che scorrono i messaggi velocissimi, siete fantastici, vedete, arrivano gli auguri ad Angela, vai, tutti belli, vai, siete bellissimi, la dobbiamo far commuovere. Condividete la live, smuoviamo l'algoritmo, auguri Angela, la dobbiamo far commuovere. Ma Angela è tosta, Angela alla grande. Allora, dato che volano i messaggi e io devo andarci piano, Chris Nard, vittoria fondamentale, anche se commento poco, sono sempre qui a guardare ogni video, ogni like, non dimentichiamoci dei like. Bravo Chris, lo so che tu ci sei. Luca, anche voi, credetemi, l'ho detto anche a Guido in privato, il non fare video, no? Non avere la possibilità, un pochino per mancanza di argomenti e un po' per il che fare, perché credetemi che e non è finita, perché adesso come vedete c'ho ancora tutto un casino lì, scatoloni dappertutto, non è finita, però mi fa male ogni giorno che insomma, forse faccio un video, accendo giusto il telefonino, faccio un video a volo e poi il che fare così, e mi sentivo male, dice ma no, la mia community fa male anche a me. Bene, come facciamo senza il rumore? Allora amore, questa è una delle cose di questo cambiamento. È un quartiere, non vola lo Skype, infatti io sto parlando un po' più chiaramente, io l'ho detto già al proprietario, ai vicini di casa, un po' tra il serio e il faceto, ho detto insomma, sappiate che non faccio rumore, la musica, perché loro poi hanno paura, sei musicista? No, ho detto la musica in cuffia, non mi sentirete mai, però la domenica ogni tanto sono un po' eccitabile per il calcio e gliel'ho detto, poi se loro l'hanno presa come battuta non lo so. La questione è che ci saranno probabilmente dei nuovi rumori, dei passi da gigante che magari vi spiegherò più in là. Vediamo un pochino di cosa si tratterà. Però oltre ai rumori che insomma mi facevano impazzire, fanno impazzire voi e comunque resterà un ricordo del canale, parcheggio alle 2 di notte è una cosa incredibile. Si può dire una vittoria in stile Juve, rigore, punizione, contropiede, solidità difensiva. Sai Vittorio, stavo quasi per scriverlo nel titolo della reaction, allegriana, vittoria allegriana, però mi sembrava un po' di sminuire, perché dire allegriano è sempre un pochino sai, dispregiativo, ecco. Però non c'è da vergognarsi che il Napoli ha subito, io poi su tutto scritto, io la prima cosa che ho dovuto scrivere, affanno iniziale, il Napoli ha subito l'iniziativa dell'Atalanta, però ci siamo difesi bene. Poi adesso, dato che ci siamo, vado un po' a scatti. Questa è un'altra cosa che dobbiamo capire. Dobbiamo capire, perché tengo Verizon e Verizon cioè, deve funzionare benissimo, perché siamo a 300 e 300, ma con calma. È offensivo, sì, esatto, è offensivo. Infatti non voglio dirlo così. Però indovinate gli XG. Voi che siete
bravi che seguite questa community, il canale, seguite il Caffè Napoli TV, indovinatemi gli XG, perché potrebbe essere una sorpresa e vi do una mano. Indovinate, arriviamo a 200 like e indovinate. Bel giocatore. Allora, sì, allora Vale Savino va con 1,85, ma rispetto a, fatemi il paragone, Atalanta-Napoli, per gli XG pareggiamo, saranno a loro favore gli XG, vediamo un pochino, 1, 2, 2.8, 4, volano i numeri, Napoli intorno a 1,50, Atalanta 1,25 più o meno, 1.5, 2.12, siamo là, Atalanta 1,5, Napoli 0,9 e questa è la mia sensazione da tifoso che vede la partita eccetera eccetera, e invece andate a vedere, oh, Valentina l'aveva beccata, come no, 1,85, fammi togliere questo commento per farvi vedere che l'Atalanta è a 1,77, quindi fondamentalmente il Napoli, vanno letti bene però gli XG, è facile dire il Napoli crea di più dell'Atalanta, no, perché voi guardate le stelline, guardate a sinistra le stelline del Napoli, che sono i 3 gol e quelle poche occasioni, le vedete? Sono dei pallini interessanti, però le stelline fanno arrivare gli XG del Napoli a 1,85, perché il rigore è un XG alto, il tiro di Politano da molto ravvicinato senza difensori è alto, e anche Elmas è una bella stellina. Il problema che si deve chiedere Gasperini è che loro non hanno creato tantissimo. Loro hanno creato 1,67, hanno fatto un gol, avrebbero potuto farne probabilmente un altro e sarebbe finita comunque 3-2. Quindi Gasperini ha sbattuto contro il muro e non hanno creato quanto di solito l'Atalanta crea. Questa è poi l'analisi che secondo me bisognerebbe fare. Il giovane Zanoni. Allora, amico Napoli 1926, il gruppo Telegram è una cosa che io ho dedicato ai miei abbonati per ridare qualcosa indietro a chi mi supporta costantemente tutti i mesi, ed è qualcosa per me di straordinario. È un gruppo dove dove parliamo di calcio, di qualsiasi cosa 24 ore su 24, ed è una dedica personale, oltre al fatto di avere le emoji, avere le cose belline durante le live. Vedete, Fabio Versatilli per esempio esce con questa cosa così, che poi voi vedete in maniera diversa perché sono i bellini che fanno così, e quindi il gruppo Telegram è un ulteriore così. Ma c'è il canale Telegram dove invece io lancio le notifiche che non vi arrivano da YouTube, e a volte lancio anche delle cose, dei contenuti esclusivi, dei piccoli video, delle cose che non possono stare su YouTube, per esempio il rigore di Belotti, il rigore Ranocchia Belotti, ne abbiamo parlato anche sul canale Telegram. Insomma, anche il canale Telegram, che secondo me è importante, e quello ovviamente è gratuito. Lorenzo non è finita, mancano ancora partite importanti, però il Napoli dopo il Milan sembra aver fatto un salto a livello mentale. Allora, io non mi vorrei soffermare troppo sul livello mentale, perché poi sbagli una partita con una piccola e di nuovo parliamo di manca la mentalità eccetera eccetera. Il Napoli ha fatto un salto a livello di, non lo so, Spalletti mi sembra che abbia voluto blindare la difesa e rischiare sempre il meno possibile. In questa fase del campionato, specialmente contro alcune squadre, essendo il Napoli non brillantissimo in costruzione gol, e l'abbiamo analizzato bene, che costruiamo pochino, che non siamo scintillanti eccetera eccetera, Spalletti ha deciso: io in Champions ci arrivo se comunque mantengo l'equilibrio e cerco di non prendere gol, poi qualcosa magari se la inventano là davanti. Questo è il discorso di Spalletti, e ce l'ha confermato anche in conferenza quando ci parla di Mertens, l'equilibrio. Sta pagando questa situazione, perché la Champions è sempre più vicina e non c'è dubbio. È chiaro che per fare poi quel salto devi confermarti contro la Roma, contro la Fiorentina. Il Napoli
perché non stanno performando tantissimo gli esterni, che invece performavano bene l'anno scorso. Il rumore si è sentito, ma poi ne parleremo tranquillamente. Ciro ha presentato il conto a Spalletti, come prestazione sicuramente sì, non ha segnato ovviamente, però si è procurato quel rigore che sblocca tutto. La sua presenza comunque si è fatta sentire, ragazzi. Non avere Osimhen in questa partita era tosta e Mertens ha fatto un lavoraccio per due. Mi sono perso l'episodio di Anghissà su presunto rigore. Che mi sai dire? Comunque ottima vittoria in ottica Europa League. Mi parli, Xavier, mi parli del presunto rigore loro? Quello su Muriel? È Muriel proprio che si mette davanti e tocca, ma mi pare che era Koulibaly. Se mi parli di un'altra cosa forse me lo sono perso anche io, ma confermami. Ciao Raffaele, gli schemi su punizione, vedi, spero ci siano anche l'anno prossimo senza Lorenzo. Sicuramente, perché gli schemi, ce l'ha spiegato Spalletti, è roba dello staff, quindi poi è chiaro che li devi saper mettere in pratica. Però ce n'è stato un altro anche che non è andato a buon fine, Mario Rui, che lascia la palla a Insigne che gliela ridà, poi si sovrappone Mertens, insomma non è venuto poi benissimo, però il Napoli ci ha pensato, e queste cose fanno la differenza, perché ci sono partite bloccate che le risolvi così, e il Napoli l'ultima partita 2 ottimi falli laterali, e in questa partita la punizione, il rigore, il contropiede, anche così si vince, ragazzi. Era Anghissano K2, e allora sì, e allora quello là, no, veramente non c'è nulla da recriminare. Se Gasperini si è arrabbiato, tornasse in silenzio stampa, sinceramente. Marelli ha detto che non era rigore, Anghissà su Muriel, se lo dice pure. Vabbè, ma Marelli non ama questi rigorini, se vogliamo chiamarli rigorini. E ringraziamo Alessio. Aspetta, prima di Alessio devo ringraziare l'ottimo Gabe. Un saluto canadese, complimenti Vale, grazie amico mio, ci siamo sentiti ieri, stavo veramente nelle chiavette più assolute. Essere nelle chiavette non lo so se a te ti risulta come espressione, non è americana, non è canadese, non è neanche toscana, però ho risolto, e ti dico come ho risolto. I'm an idiot, poi ti spiegherò in privato. I'm an idiot, it wasn't their fault, it was my fault. Tutto è bene quel che finisce bene. Grazie Gabe, e grazie ad Alessio Marigliano per il suo supporto. Volevo solo ricordare ai nuovi che su questo canale siamo completamente pazzi, dal martedì al martedì, 24 ore su 24, 24/7, ecco, 24/7, perché 24 ore tutti i giorni della settimana. Forza Napoli, partita così e così, è giusto dirlo, carissimo Alessio, perché il Napoli un po' l'ha sofferta l'Atalanta, e dobbiamo dirlo, e non c'è problema a dirlo. Noi non siamo risultatristi, non diciamo ecco qua siamo fortissimo, scudetto. Lo trovate in giro per le radio, per le trasmissioni locali e in altri canali. Qua è difficile per me analizzare il calcio così. Io guardo la partita a caldo, siamo a tiepido, e vedo, capito, la diagonale di Mario Rui, ottima diagonale, vedi, mi sono scritto più cose difensive, Malinowski di testa parata a Ospina, Mertens il rigore, eccetera eccetera, Freuler di poco fuori, attenzione, Malinowski altissimo dal limite dell'area, Mario Rui il tiro parato, poi c'è il gol di Politano, e già stiamo sul 2-0 quando hanno creato un pochino di più loro. Musso fondamentalmente parate non ne fa, a parte questa qua su Mario Rui facile. Non c'è il secondo giallo su Palomino, la metto lì, la lascio lì così come deve essere, perché poteva esserci il secondo giallo su Palomino. K2 il tiro debole, là se l'è mangiato, là potevamo andare addirittura sul 3-0, e poi 2 colpi di testa di Scalvini. Questo è il primo tempo, ma fatemi andare a ringraziare, perché sennò io poi mi perdo tutti i messaggi che volano e che scorrono. Tore Falanga con i pound, sempre un bel vedere Mertens, avrei dato una chance ad Ambrosino sul finale, Zaniolo alto livello, me lo sentivo. Mario Rui Baresi si è fatto sentire, K2 un po' distratto, fa niente, auguri Angela, straordinario sempre Tore, grazie infinite.
anche per il tuo racchiudere un pochino tutti quelli che possono essere i temi della live. Sono d'accordo su tutto. Anche Ambrosino poteva essere una cosa, uno sfizio da toglierci. Avevamo fatto 4 sostituzioni, però 1, 2, 3 slot, insomma va bene così. Ci sarà spazio sicuramente per Ambrosino. Dispiace poi che sia stato convocato e che non abbia potuto giocare per la primavera, ma bevo. Quanto scusatemi, Gabe ci rifà spesso. Grande Napoli e grande Viola. Gabe, ma tu ti sei svegliato alle 6 del mattino? Perché la Fiorentina ha giocato alle 6:30 del mattino contro l'Empoli. Grande vittoria, e mettete pressione all'Atalanta e che ci sia una bella bagarre per il quinto posto tra Roma, Lazio, tutte le sorelle. Grazie mille Gabe. Fatemi sapere a quanti like stiamo, giusto per sfizio, perché scorrono tutti i messaggi. 226? Ma state scherzando? Chiudo tutto? Vabbè. Chiudo tutto. Valeria, ma tu alle 12:21 stai rispondendo su Allegriana. Non vorrei che tu stai a inizio live. Sei tornata indietro per vedere l'inizio live. Allegri sul 2-1 avrebbe messo il pullman. Il prof Spalletti cambia con Fabian Elmas, centrocampo e attacco. Altro che corto muso. Valeria, con onestà, questi cambi li fa anche Allegri. Non sono i cambi che poi fanno la differenza tra la partita spallettiana o allegriana. Non è questo il problema. Però non è corto muso, su questo c'hai ragione, perché il Napoli va avanti di 2 gol e si rimette lì e poi non rinuncia al contrattacco, eccetera, eccetera. Ma non c'è problema. Non deve essere visto come il Napoli ha fatto la partita difensiva, non sappiamo più giocare a pallone. Questo è il periodo. Questo è il momento del Napoli, dove in attacco non siamo brillantissimi. E io, credetemi, mentre un po' di sofferenza c'è stata e quindi noi lo analizziamo, l'idea non è male. L'idea non è male di lasciare un pochino di più il pallone all'Atalanta, perché se ti prendi il pallone e cerchi di impostare tu e loro ti aggrediscono e ti fanno il fallo sistematico, e se non fischiano il fallo rischi tantissimo contro l'Atalanta, l'idea non è male. E vorrò sentirlo Spalletti cosa ci dirà, se gliela faranno la domanda sul piano gara, se gliela chiederanno. Per me l'idea non è male e ha pagato, bisogna essere onesti. Allora, vediamo un pochino. Dopo arriva Guido, sicuramente sì. Domenico. Anguissa troppo lezioso, deve svegliarsi. Aniello è quello che ho detto anche io in reaction, e Anguissa è stato ammonito, quindi salterà la prossima partita. Un pochino potrà anche... Ma il lezioso è anche secondo me dovuto a questo fatto di questa pendente diffida, poi col pallone così è come se giocassi un po' sulle punte, e Anguissa deve essere un giocatore di impatto fisico, quindi bene che si faccia questo momento di squalifica. A centrocampo ci rimettiamo Fabian con Lobotka che ha fatto una partita incredibile. Cerchiamo di recuperare Zielinski, se non è Zielinski sarà Elmas. Zielinski ha segnato con la nazionale, Poi era una partita complicata perché era veramente in mezzo tra il sottopunta e la mezzala, vanno riviste le posizioni medie. Più che allegriana direi all'italiana, che poi è la nostra storia. È il Napoli che di solito è sempre stato un po' più europeo come squadra, ci siamo. Ciao Monks, ci siamo lì. Zanoli mostruoso pur la poca esperienza, noi abbiamo sfruttato le occasioni e non mi è piaciuta questa cosa. Ma quando hai contro una squadra così, anche tante assenze, senza dubbio ragazzi, probabilmente con come si dice, con un Osimhen diversamente in campo è chiaro che fai una partita diversa, però dai, va bene, dai. Ma si sono dimenticati, Camilla chiede a Rita se si sono dimenticati i like. Può essere.
KK in super difficoltà a destra, una partita fondamentale dove finalmente segniamo 2 gol sui primi 2 tiri nello specchio, mentalmente una grande spinta. Giusta l'osservazione di Valentina, purtroppo questo lo abbiamo sottolineato più volte, che K2 a sinistra sembra un altro giocatore. C'è da dire però che K2 gioca a destra col Senegal e non dovrebbe essere un problema per un giocatore della sua statura. È chiaro che magari tu sei abituato ad avere Mario Rui a sinistra, c'hai certi automatismi, impostare anche con il mancino che non è il suo piede, insomma così, però giusto sottolineare che è stato in difficoltà e che forse il gol viene un pochino da una sua distrazione perché perde il contatto con De Ron, però poi il 3-1 viene da un lancio suo preciso per Lozano e si sviluppa il contropiede. Segnaliamole tutte le cose. Francesco, se penso a tutti i punti persi per strada, amico mio, ma con il se e con il ma, questo è il campionato. Lo sai che come pensi tu a tutti i punti persi per strada? Immagina l'Inter, quanti punti può dire di aver perso per strada? Immagina lo stesso Milan, immagina la Juventus, che quando un campionato è senza padrone è chiaro che tutte possono recriminare e dire mannaggia, quella partita era tranquillamente vincibile, pensiamo all'Empoli, pensiamo allo Spezia, Verona ci può stare, la Roma ci può stare, ma quelle partite lì che hai perso in casa è chiaro che ti viene il rammarico, ma come viene a te viene alle altre, e quindi questo è il campionato e prendiamocelo. Passerà sotto traccia la prestazione di JJ, che non aveva un compito facile oggi. Ogni volta che saltava la linea di centrocampo era lui che spezzava la linea difensiva per andare in pressing. Bene Mucedi, bene sottolinearlo, ripeto, ottimo giocatore, grandissimo uomo. Grandissimo uovo Juan Jesus. Ma rispetto alla classifica di Guido, con differenza tra andata e ritorno, come stiamo messi? Amico mio, c'è Pep di Palma che anche sta tenendo questa cosa. Probabilmente se eravamo mi pare a -4, e quindi con questo +3 arriviamo a -1 se non sbaglio. Ma fatemi leggere Fabio Versatile, un po' di dati statistici. Mario Rui lo sanno anche in Guadalupe quanto lo stimi, ma negare che sta giocando bene è disonesto. 8 recuperi, 6 spazzate, 11 contrasti vinti, 3 pessi, 4 errori, direi con Zanoni, JJ. Grazie Fabio. Sottolineare giocatori che non ci fanno impazzire quando fanno una grande prestazione è sintomo di essere proprio tifosi onesti, è una cosa. Tuanzebe, che fine ha fatto? È ancora infortunato, ma mi pare che è stato convocato. Infatti te lo dico subito perché non c'è problema. Però sicuramente abbiamo preso un giocatore che è più rotto che altro perché si è fatto questa lombalgia eccetera eccetera. Starting squad list. Tuanzebe era convocato, era recuperato, ma è chiaro che è ultimo nelle gerarchie su questo punto di vista. Gol della Roma. Si stava in panchina, beh, voi siete fortissimi, non c'è proprio dubbio. DP19, buonasera, partita fenomenale di Zanoli, abbiamo il sostituto di Di Lorenzo, se non anche futuro titolare, ottimi falletti tattici, bravo, mi piace, proprio quello che di solito fa l'Atalanta. 21 gol segnati sul palo in attiva in stagione, spallettismo, aggiungiamoci la palla inattiva, aggiungiamoci tutto lo staff di Spalletti, che Spalletti ha sempre riconosciuto i meriti a chi si occupa di queste cose qui, perché si dividono i compiti nel calcio moderno, non un solo mister deve fare tutto. La fase difensiva dobbiamo dare i meriti a Calzona, dobbiamo dare i meriti a Baldini, a Domenichini, insomma tutto lo staff di Spalletti che sta facendo un lavoro a 150 gradi. E che ora chiamatelo Zanolic, immenso Bobotta, finalmente è tornato il fluido. Francesco Fucci, dovevo tornare prima o poi, non potevo certo lasciarvi orfani. Lobotka mostruoso, veramente mostruoso, e oggi Mister Salvo ci aggiungiamo, oltre ai passaggi precisi, alla sveltezza, la velocità di pensiero, gli strappi di Bobotta, ragazzi, palla al piede, gli strappi, è in una forma smagliante, si è preso delle responsabilità, non lo beccavano e si è preso dei falli importanti.
Signori che partita di Bobotta, è chiaro che ottima partita di Insigne, comunque gol e assist, buona partita di Mertens, mi è piaciuto tantissimo Zanoli, Mario Rui, ma Lobotka per me è il migliore in campo per quello che ci ha fatto vedere, bisogna dirlo. Stavo correndo pure io con Lobotka che stile fuori scampo mentre si stava involando verso la porta, e là se avesse segnato sicuro di cacciarlo di casa. Mamma mia. E già ho rischiato perché pensavo il gol di Mertens e mi sono mantenuto, e poi c'è il gol di Mertens e poi c'è il gol di... Mi sono mantenuto un pochino, ma pensavo fosse Mertens e invece era Elmas. Comunque, insomma, il rischio con Bobotta era bello alto. Pasquale, Caffè Napoli, pronostico tra Juventus-Inter, finisce 1-1 con polemiche, c'è un rigore non dato, cheat. Chris Nard, bentornato tra noi, un abbraccio fortissimo a te e alla tua bella. 3-3 Pasqua. Poi oggi Bobotta ha provato anche di più di verticalizzare, si aggiunge anche questo al repertorio, domani arriva il Barcellona a rubarlo. Infatti molto simile Bobotta al primo Arthur, quello di Barcellona, che ci aveva fatto vedere cose così. L'Arthur della Juventus Bobotta se lo mette in tasca, onestamente. Lobotka con tale continuità fisica è un calciatore di livello superiore, sembra un olandese spagnolo ma slovacco. Marek sa, e Marek non ci poteva dire una stupidaggine perché ci ama, e fatemelo aggiungere, anche Giuntoli non vi pare abbia sbagliato l'acquisto, Io lo dico già adesso per la live del mercoledì, Bobotka giocatore con lo sprint, la velocità maggiore, bravo Francesco, credo anche io che abbia fatto con quegli strappi, con quegli scatti a superare, si prende quello che è la palma di solito di Osimhen. Ambrosino, oggi serviva con il pane per la primavera. Esatto Giuseppe, questo dispiace, ma ovviamente eravamo in grossa difficoltà, senza Petagna, senza Osimhen, qualcuno doveva venire in caso di problemi per Mertens, poi è entrato Malquite, va bene così. E poi c'è il gol di Elmas, eppure funziona Mario, grande. Like per il ritorno del nostro Valerio, grazie mille Rita. E vediamo un pochino, scorrono i messaggi. Sì, giustissimo Sergio, l'avevo intuito nella telecamera, dice a papà, auguri a papà, auguri amore a papà. Domani è il compleanno, molto bene. Voglio proprio vedere se stasera danno un rigore fasullo a Quadrado. Vediamo cosa succede. Stiamo in campana, ma tanto sempre niente ci possiamo fare. Alessandro Di Lella, per il prossimo anno perché non diamo Zanoli in prestito a qualche squadra tipo Sampdoria per farlo crescere? Alessandro, qua si deve fare una scelta, ma qui è uno dei giocatori in scadenza e credo che Spalletti non farà il pazzo per rinnovarlo. Di Lorenzo è sempre titolare inamovibile e non c'è dubbio, però io insisto che tu devi avere un giocatore che ogni tanto una partita con la Salernitana, faccio l'esempio della Salernitana ultima in classifica, la deve saltare proprio per non affaticarlo troppo. Zanoli si deve fare la scelta, te lo vuoi tenere perché ti ha convinto a tal punto da dire può essere una buona riserva di Lorenzo, e secondo me è una scelta legittima, oppure come dici tu in prestito, però in una squadra, dici bene Sampdoria, serve una squadra di Serie A, si deve confrontare con i giocatori di Serie A, non deve allontanarsi da questo livello di calcio, altrimenti torniamo indietro, e altrimenti tanto vale tenerselo. Extreme, buonasera, cosa ne pensi del telecronista che ha detto all'altro telecronista ma perché dobbiamo mettere no. Scusa, mi è venuto da ridere. Extreme, purtroppo, per fortuna, io ascolto la telecronaca in inglese di Paramount Plus, I'm an idiot, quindi non ho avuto il piacere di ascoltare questa cosa. Cosa ne pensi del deferimento del Napoli? Il tuo pensiero in merito? Il deferimento scatta in automatico. Sono technicalities, sono tecnicismi
perché succede un fatto, devi fare un fatto. Se tu cerchi deferimento e poi ci aggiungi una squadra qualsiasi della Serie A, ne trovi a bizzeffi. Il deferimento non è una cosa ecco qua, punti di penalizzazione, no, si fa, c'è il deferimento, devi stare lì, ci sono indagini, ma è già sgonfiata questa bolla, parlando di bolla, perché poi mi dovete spiegare perché l'anno scorso invece si doveva andare, tutti i giornali e tutta la Lega hanno detto dovevate andare per forza, ci sono voluti 3 gradi di giudizio, e invece adesso volete che non sia dovete spiegarmelo bene. Una delle due. Cambio casa vincente, continua così, fai con calma e mettici 7 settimane. Allora sì, però Angelo non è che cambio altre case giusto perché devi cambiare casa ogni settimana per la partita perché porta bene. Diciamo che sono ancora in fase di trasloco, ecco, mettiamola giù così e ce la godiamo, Saverio, ce la godiamo. Mario Rui migliore in campo tra gli altri, ottima partita. Veniva giù lo stadio, cioè la curva nostra sicuramente, veniva giù lo stadio, veniva giù la casa nuova con gli inquilini, i proprietari. Intanto a Latina siamo 1-0 Bari al 50°, se finisce così il Bari è in B. E questo è importante da sottolineare, bravo Mario, e ringrazio l'ottimo amico mio Vincenzo Di Guida con il suo supporto. Vincenzo, ma ti sei giocato qualche bollettina? Fammi sapere perché tu sei bravo, ogni tanto le becchi. Grazie mille Vincenzone. Time, non vola una mosca, infatti mi state sentendo che sono un pochino, non dico costretto, ma sono un po' in imbarazzo, ecco, devo parlare con più calma con tutti i vicini, spiegare che ogni tanto io mi faccio prendere dal panico. Non vola una mosca, è una zona un pochino più, gli uccellini si sentono, si vedono gli squirrel, come si chiamano, gli scoiattoli, ecco, scoiattoli, uccellini e poi c'è Ciro Mertens che poi è figlio vero e poi si chiama Romeo e poi si chiama Ciro, è una cosa straordinaria. I tifosi del Napoli che si lamentano di De Laurentiis, se avessero avuto Percassi probabilmente si sarebbero tagliati le vene. Loi, tifoso o tifosa, mi perdoni, Atalantina, mi ricordo di te, del tuo nome, tutti si lamentano di tutti i presidenti, amico, amica mia, perché è così che va il calcio, perché ognuno sa all'interno della sua età e del proprio ambiente, oltre alle cose buone che vedono tutti, eccetera, eccetera, noi sappiamo le cose che magari si possono fare meglio. Ecco, perché sappiamo dentro e fuori, eccetera, eccetera. Tu sicuramente saprai di tutte le cose che Percassi avrebbe potuto far meglio, mentre se chiedi ad altri diranno Percassi, grande l'Atalanta che ha preso il posto del Napoli in questi anni, e c'è il settore giovanile, c'è lo stadio, c'è lo scouting, c'è sempre nuovi giocatori. Di Percassi si parla benissimo in Italia ed è chiaro che tu invece dall'interno mi dirai Percassi così, Percassi così, adesso c'è la nuova anche proprietà, insomma. Questo è importante, questo messaggio, dobbiamo rifletterci tutti, ognuno sa le cose sue e noi sappiamo le nostre e voi sapete le vostre sicuramente. E ringrazio ancora Alessio Marigliano, non giocatevi le bollette, non tenevo nemmeno la bolletta, vedete, ho dovuto scrivere su un foglio bianco che le nuove bollette devono ancora arrivare. In occasione del terzo gol di Elmas, Driss non si porta 2 avversari e questa è l'importanza. Bravo. Bravissima Angela, bravissima. Questo è vedere oltre, questo è vedere dove non sta la palla, capire i movimenti senza palla di tutti i giocatori che attaccano lo spazio, che se ne portano dall'altra parte. È stato un contropiede bello perché addirittura io ho scambiato Elmas per Mertens, vuol dire che tutti e due stavano molto vicini e hanno accompagnato l'azione. Bene, bravissima, e ringrazio anche Lucio D'Amato, grande Vale, saluti da me Alessandro Vitiello, piano e chitarra, grandissimi, con le partite del Napoli viste insieme siamo quasi a punteggio pieno, vamos!
evviva, evviva, un abbraccio a tutti e due ragazzi, fate ottima musica, lo so che è difficile, non lo so se state ancora a Napoli, lo so che è difficile, difendetevi e resistete e portate avanti il discorso musicale. Si può dire di non dimenticare il gas aperto? Si può dire, amico mio, perché poi le bollette, la nuova cucina, devo vedere un pochino, ma anche la questione di Troisi è sempre attuale, è sempre attualissima. Come scarso Abram? Ovviamente non lo so, ragazzi, io vi dico una cosa, io ho voluto, Fabio mi aveva, Osimhen più forte, Fabio mi aveva consigliato una cosa, questa è una bella domanda, vedi Aldo? Mi credi che mentre facevo la reaction e sentivo rimbalza un pochino, ma perché è vuota e devo ragionare, pannelli fonoassorbenti, devo vedere se posso trovare qualche cosa che sia carino anche da vedere, che però assorba un pochino il suono, il musicista la già fa per forza, non esiste proprio. E pensavo, se mi dicevo, ma vai live dopo la Juve, dopo Juventus Inter, così se uno può commentare anche questo, sì, però io me la voglio anche godere la partita, me la voglio vedere, ecco, no godere, me la voglio vedere la partita, cioè la si può godere, si può vedere delle cose, perché è una partita proprio da tripla, da terna, e magari mi gioco anche uno shortino, faccio anche un video short finale se c'è qualcosa da dire. Pollice like per la live dopo tanto tempo. Vedi, ammetto che anche io mi arrabbiavo per voi quando lottavate per lo scudetto e ADL se ne usciva con vedi? La narrativa mediatica proprio per Cassi. E questo, vedi, questo è un pochino quello che ti spiegavo. Se tu ti giri intorno, ti guardi intorno e se ne parla sempre benissimo e voi che siete all'interno è chiaro che sapete il dentro e fuori delle situazioni. È giusto, è una riflessione giustissima. Vedetevi tutte le partite, mi raccomando. Quindi quando gioca il Napoli avvisi il quartiere, devo avvisare il quartiere. Che poi fosse solamente la domenica, perché uno dice, sai, ci gioca la domenica, e io ho detto la domenica come esempio, ma le partite sono spezzatine, a volte il sabato, a volte la domenica, il lunedì, di giorno, di mattina, di pomeriggio, è un macello, onestamente. Allora pure devo avvertirli di volta in volta, mi devo far dare dei numeri di telefono, devo lasciare i volantini, io ho anche il divano, li posso anche invitare? No, devo stare sempre da solo. Credo di sì, Waynes. Vediamo se la partita merita. Ma se tu stai incasinato, Valeria Fluida starà come una pazza. Saveria solida. Valeria Fluida in realtà non esiste, potrebbe essere un ulteriore alter ego. Ci divertivamo tantissimo prima col canale. Torneranno queste cose. Sergio, sono in zona, ecco, poi senza dover andare per forza nella scazzetta dei dettagli logistici, ma sono in zona. Prima ero sul confine tra Brooklyn e Queens, adesso sono giusto 10 minuti esatti di distanza da lì e cambiano i rumori, cambia pochissimo a livello di zona logistica, però è un altro livello. Un altro livello proprio diciamo, guardiamoci proprio la casa, è un altro livello là. E ci sono affezionato alla casa di prima, figuratevi, ma buchi proprio dappertutto. Allora, secondo me tecnicamente Abram è ancora un filo avanti rispetto a Osi, ma sugli scatti, gli scatti, che film è? È una commedia di Peppino. Gli scatti, vedete, io a puntate cicliste di pubblica sicurezza non guadagno tanto. Gli scatti, frase di Enzo Cannavale, come si chiama? Subito, vediamo chi è più fortissimo, vediamo chi è fortissimo. E certo, Alessandro, che mi fai? Ma mi compro la casa? Non è ancora il momento di comprarsela una casa qua, ancora in affitto. I pannelli fonoassorbenti sono una buona soluzione anche estetica. Noto che l'inquadratore è adatta per degli belli incasellamenti. Qua ne parliamo, Totò.
dobbiamo fare una bella videochiamata e mi riprometto di farla questa volta dopo il 13 aprile, perché ci sono delle cose da sfruttare e io posso anche sfruttare perché ho più profondità rispetto alla stanzetta di prima, ho più profondità e quindi posso sfruttare il fatto del vedi un po' di blur dietro, posso spostare questo green screen che magari così, però la finestra c'è tanta luce, insomma ne dobbiamo parlare. Alessandro, ti sei collegato un attimo dopo, ti sorprenderò, lo so che a te piacciono tantissimo gli XG, il Napoli è in vantaggio rispetto all'Atalanta perché quei 3 gol hanno degli XG molto alti. Non è il Napoli ad aver fatto poco, cioè il Napoli ha fatto poco, ma abbastanza, è l'Atalanta che non ha fatto abbastanza per quanto mi riguarda. Allora, scorrono veloci tutti i messaggi, amico mio. Alessandro, vedi come sei esperto di tutte le cose così, no? Un pochino più a est, ma non c'è bisogno di andare poi nella scazzetta perché non è che uno mi deve per forza venire a prendere, però te lo posso dire tranquillamente in privato, tu tra gli abbonati mi puoi contattare in privato e non c'è problema e vi faccio vedere agli amici quelli là un pochino più intimi. Bravo Rosario, applausi, gli scatti. applausi a Rosario Toscano, ma come siete forti, io per questo io godo, sì, Napoli sì, ma io godo perché sì, tenete cultura, sapete le cose, veramente fantastico. Campagna verso casa fluida. Il pianerottolo, la vista su Bobotta City non cambia. Ah, Gesù. Al di là di tutto, ma Elmas quanto è cresciuto rispetto alla stagione scorsa per inserimento senza palla, tecnica, fase difensiva, si adatta ovunque da 22 anni. Mi fa piacere che tu sottolinei anche la giovane età perché ogni tanto noi chiediamo ad Elmas, ma non è carne né pesce. Calma, è uno che si adatta in tutti i ruoli, che entra sempre sul pezzo, che è cresciuto proprio di minutaggio, secondo me ha fatto un percorso proprio giusto anche di crescita di minutaggio, è una cosa che ci dobbiamo augurare anche per Zanoli, di avere più minutaggio. È chiaro che Elmas te lo ritrovi inserito più spesso perché lo puoi mettere sotto punto, lo puoi mettere a destra, lo puoi mettere a sinistra, lo puoi mettere anche a centrocampo più dietro, si adatta e funziona. Zanoli lo devi mettere sempre là e quindi si vede sfocato i messaggi, nel senso credo sia una cosa tua, controlla la tua connessione, obiettivo arriviamo a 350 per ora, bisogna svegliare l'algoritmo, il nostro Valerio pure col trasloco, dai, un po' di amore, non l'ho mai incontrato Piero, un giorno chissà Luigi, un giorno mi riprometto di farlo, un giorno sì, penso sia un fatto di Vincenzo, magari di connessione di Vincenzo. Se vuoi una singola su Juve Inter, io ho giocato espulsione quota 3,5, veramente, bella. Io lo sai, io non scommetto di solito, però questa è interessante, sicuramente interessante. Giuseppe Napoletano, forza Napoli sempre. A me Elmas mi dà l'impressione di Kakà quando parte palla al piede, non voglio paragonarlo a lui per precisare, fai bene Carlo, ma figuriamoci, sì, le movenze ci sta, è quel tipo di giocatore lì. Vado in Smart TV, quindi non riesco a scrivere, ma ti seguo. Vincenzo, goditi la live e grazie sempre. Se staccate e riattivate la live, magari risolvete tutti i problemi e saluto il mio fratello Mario Gessa. O staccate e riattivate il wifi o il 4G e se avete il 5G staccatevi il 5G. Mi sono appena collegato e ti ho immediatamente lasciato like. Oggi al di là di tutto e tutti non si può non parlare dell'ottima prestazione del veterano, quello che sembrava Zanoli, veramente straordinario. Zanoli supera, Anguissa poco lucido, giusto Mauro, giusto, Anguissa un po' lezioso più che poco lucido, forse il poco lucido in alcuni frangenti Koulibaly. Se vogliamo individuare 3 che non mi sono proprio piaciuti al 100%, Anguissa, Koulibaly che però si rifà,
si rifà Koulibaly e Zielinski. Gli altri mi sono piaciuti abbastanza tutti. Ovvio, se vogliamo essere onesti, Politano non è che abbia fatto cose straordinarie, ma il gol e l'aiuto a Zanoli in alcune fasi difensive va sottolineato. La sì. Comunque la squadra è viva, ha voglia di lottare e nei momenti duri della partita non va in confusione. Adesso è il momento di far volare i Canadair. Spalletti starà dicendo calma, Maremma impestata, calma. Migliore in campo Giuseppe, per me io ho detto è Bobotta. Bobotta mi ha fatto vedere delle cose oggi del suo repertorio che non avevo mai visto. È chiaro, menzione speciale va a Zanoli, però Bobotta ha fatto delle cose. La tua esclamazione durante la live, questa è buona per gli XGS, sì. E in effetti sì. Che te ne pare di Scalia, che poi le mogli dei potenti mezzi, i potenti mezzi delle mogli dicevano Kvaratskhelia con l'accento sulla I, ma io aspetto di vedere un'intervista a lui per essere sicuro del no, perché sentire le telecronache, anche in telecronaca dipende poi dalla nazionalità di chi fa la telecronaca, la dicono sbagliata, eccetera, eccetera. Quindi Kvaratskhelia, non mi dispiace, da quello che abbiamo visto ovviamente negli highlights. Ho sentito e cito volentieri Claudia Vivenzio che faceva un paragone con Paolo nella trasmissione. Se pensate a Leao, ok, questo ve lo dico, se dovesse venire, se avessi avuto, se venisse 3 partite lo giudichiamo inutile, calma Maremma impestata. Questo giocatore i colpi ce li ha fisicità, ha dribbling, ha un buon tiro, ha dei colpi, assist, gol, ce li ha. È un giocatore che si deve adattare al campionato italiano. Se viene, io l'ho benvenuto perché mi sembra che abbia dei colpi importanti, poi va aspettato. E ve lo dico adesso che siamo il 3 aprile e martedì. Va aspettato perché Leao, se fate il pensiero di Leao che viene nel Milan, fa un po' piede e piede, un po' svogliato, così. E poi Leao adesso invece è tenuto in alta considerazione. Certi giocatori devono subirlo l'impatto del campionato italiano, quindi si aspetta. Si vede a meno di 4,80. Ragazzi, vabbè, questa è una cosa che devo capire. Può essere un'impostazione diversa, non dovrebbe essere la mia connessione, devo capire di che si tratta. Io mi vedo bene, poi non lo so. Quando si cambia casa si scambiano una serie di cose, però aggiusterò, vi prometto. Si spinge, vai. Grandissima vittoria dallo stadio, poi altro effetto. Vedi, sei andato allo stadio, grande Matteo, grandissimo Matteo. Com'è stata quella corsa sotto la curva? Sarà una partita molto nervosa, già una partita molto calma, il derby d'Italia. Se la Juventus dovesse andare in vantaggio si chiude, l'Inter potrebbe iniziare a nervosirsi. Hai ragione. Un abbraccio a Gilles. Si legge Kvaratskhelia, sentito da lui praticamente il nostro, ma aiutami Waynes, Kvaratskhelia o Kvaratskhelia? Credo Kvaratskhelia a questo punto, ma vediamo. Kvaratskhelia ha 21 anni, quindi ovviamente deve crescere ed è giusto così. Io la sto guardando a 7,20. Allora ragazzi, dovete capire voi, perché non mi fate andare. Qua non si mangia, si salta. Vede benissimo, ok. Vabbè, un po' di pazienza, poi si sentirà meglio. Ma pensiamo a festeggiare. Vite trasformate, Carpi senza risparmio. Politano tranne il gol poco, Zielinski non si può vedere, che ne pensi? Io sono innamorato di Zielinski, quindi è uno di quei giocatori che magari sparisce un po' durante la partita, è vero, però c'ha controllo,
c'ha lo scatto e c'ha dei colpi per me da campione. È chiaro che gli servirebbe continuità durante la partita, però quando giudichiamo la partita di Zielinski io devo sempre sapere da Luciano Spalletti quali sono i compiti che gli ha dato. Attenzione, Zielinski per sue caratteristiche non è un giocatore che fa sportellate e che fa la lotta a centrocampo. Il Napoli si è messo a fare una partita difensiva e poi tentando di ripartire in contropiede. Non è facile per un giocatore come Zielinski, che deve avere il pallone, che deve giocare palla a terra, che deve scambiare, esaltarsi in una partita del genere. Non è facile. Quindi io chiedo sempre, rispetto alla prestazione, quando giudichiamo la prestazione del giocatore, vorrei sempre sapere se Spalletti è soddisfatto, perché magari ha fatto tutto quel lavoro oscuro di posizione, di posizionamento che serviva. Capite? Oggi mi è sembrato un po' distratto Koulibaly. Vince ci sta, come anche io l'ho notato. Purtroppo sul gol si può dire che perde il contatto con l'avversario, si può dire, non c'è problema. Fabian entra male, non mi ha fatto impazzire Fabian, non mi ha fatto impazzire, anche lui però, vale il discorso di Zielinski. Posizione super ibrida, anzi se vogliamo, secondo me ancora più centrocampista e ancora meno sottopunta. Il Napoli chiude con il 4-3-3, che poi è un 4-5-1, perché sia Elmas che Lozano partivano molto da dietro, Lozano strappava, Mertens comunque dava una mano a centrocampo, quindi un Napoli molto accorto, si può dire accorto, credo proprio di sì. E vediamo un pochino. Questo è l'anno giusto, mica squadra affiatata, la squadra sì, ma siamo stati affiatati anche in altri anni. Io dico solo questo, Aniello, veramente non dipende tutto e solo da noi, non dipende, a volte tu fai le cose tutte bene e comunque non ci riesci. Non vorrei, hai capito, creare questa cosa, è l'anno giusto e quindi poi non è più l'anno giusto l'anno prossimo, che ne sai, magari l'anno prossimo hai migliorato delle cose, non lo so, non lo possiamo sapere. Godiamoci il percorso, non sono 7 finali, io ripeto questa storia qui, non sono 7 finali, sono partita dopo partita, devi ragionare, perché è bello stare lì e godersela, è bello stare lì e giocarsela. Per una volta non parti sconfitto, perché non c'è una squadra che si è imposta e quindi te la puoi giocare fino alla fine. Godiamoci il percorso senza dare pressione. I ragazzi ci credono ed è giusto che ci credano, il tifoso ci crede ed è giusto che ci crede. Io mantengo sempre un po' di prudenza perché ne abbiamo viste tante, e ripeto, e non fatemelo ripetere, perché poi il Napoli deve segnare i gol, quelli là che non ti possono annullare. Il rigore di Mertens è immediato. Mertens sposta il pallone, Musso non lo vede proprio il pallone e lo travolge. Subito deve scattare il dito, subito. Invece no. Mamma mia, è grave. Dice, vabbè, ma c'è il VAR. E quante volte il VAR non è intervenuto perché erano al VAR? Queste cose vanno tenute presenti e si devono dire quando si vince. Maledizione. Scorrono i messaggi. A 400 live ci crediamo. Un po' di pompieraggio, secondo me è sempre buono farlo, anche perché io ho sempre fatto così e sta portando bene. Perché cambiare? Secondo te faremo un altro colpo sull'esterno, dato che un ass forse va via? Non ho sentito di offerte per un ass, ma sicuramente un ass è uno di quei giocatori che, per quanto interessante tecnicamente, così, spesso infortunato, quindi il Napoli ci deve ragionare sicuramente. Il VAR va al bar. Ah, sì, e speriamo bene, allora. Speriamo bene, amico mio. Speriamo bene. Maledizione. E segna con il numero 20. E in effetti sì, Kvaratskhelia, lo chiameremo in qualche modo, sicuramente lo chiameranno Vincenzo, gli daranno una cosa, ma questo dipende se diventerà un idolo, altrimenti diranno lo Chiavica, che poi sembra scritto Chiavica, però il numero 20 è di Zielinski e spero resti.
Una bella vittoria con una grande squadra, siamo stati cinici al 100%, quello conta, l'Atalanta 5 tiri in porta, un gol, noi 4, 3 gol, conta questo, bisogna complimentarsi con Mario Rui, mi è piaciuto Zanoli, sì, bene entrambi i terzini, e ripeto, la difesa va fatta anche bene, e noi tantissime volte ci siamo dovuti complimentare con le squadre avversarie che si sono difese bene e che poi quando hanno fatto quell'unico contropiede ce l'hanno messo a servizio. Ci siamo anche complimentati, questa era la partita che dovevi fare, secondo me questa era la partita che il Napoli aveva pensato di fare e l'ha fatta, e è arrivato anche il risultato. Secondo me non si deve criticare questa vittoria, è una vittoria che al suo interno c'ha della sofferenza, ma pensare di non avere sofferenza contro l'Atalanta significa essere disonesti. L'Atalanta è forte, l'Atalanta è una squadra forte che ha dei colpi e che ha dei giocatori in grado di sbloccarla in qualsiasi momento. Secondo tempo, Boga alto, perché poi entra Boga che crea pericoli, il gol di De Ron, il tiro di De Ron alto, Ospina che para su Boga ancora, poi c'è il gol di Elmas e poi c'è il gol di Elmas e poi Lozano che tira fuori. Insomma, hanno fatto un pochino di più loro, ma quello che abbiamo fatto noi, e ve lo ripeto, è stato più performante, è stato più pericoloso. Hanno fatto di più loro, guardate quanti pallini azzurri, ma noi con i pallini gialli sono più performanti. That's it. Racchetta. Chiameranno racchetta. A sto giro l'Atalanta l'ha pigliato a Pitoffl. E io ho girato agli amici abbonati la foto di Gasperini con la testa così. Che bello. Gennaro, una cosa del genere. Sono d'accordo con tutti i rischi, però K2 era un po' stanco, ha fatto i supplementari. Giusto, Angela, giusto. Giusta osservazione, anche lui per arrivare ai mondiali, e ci è arrivato. Anche Zielinski, tra l'altro, in nazionale, sono cose che vanno ricordate. Chissà, a fine stagione la situazione Mertens che fine farà, mi dispiacerebbe davvero troppo. Se Della decidessi di non rinnovare il contratto, l'impressione che ho è che lui possa darci ancora tanto. Impressione impressione che condivido. Oltre a Spalletti bisognerebbe chiedere a De Laurentiis, oltre a De Laurentiis bisognerebbe chiedere a Spalletti. Lui l'ha già detto che resterebbe alla grande. Malinowski sempre pericoloso, ti piacerebbe se rimpiazzasse Fabio nel caso partisse per il mancato rinnovo? Malinowski lo vedo più sottopunta, seconda punta, centrocampista d'attacco. Rispetto a Fabian, sì, c'ha questo sinistro importante che prende sempre la porta, un gran tiro, senza dubbio. Però un Malinowski lo vedrei più sostituto di Zielinski che di Fabian. Fabian lo puoi mettere anche dietro, Malinowski da centrocampista centrale non l'ho mai visto, magari lo può fare. Roberto, assolutamente sì. Guido a minuti sarà qui con noi per un suo commento. Ciao Marco da Houston. Marco, tu tieni presente che il venerdì su Caffè Napoli TV abbiamo anche il nostro Pietro da Miami e stiamo cercando di raccogliere tutti i tifosi del Napoli in giro per il mondo, quindi segui tutte le cose, magari faremo dei collegamenti, anche video, ci divertiamo, ci dobbiamo divertire, ci dobbiamo divertire, dai. Ricordiamo che chissà veniva dall'infortunio, ha giocato solo perché Fabian ha avuto la febbre. Comunicazioni di servizio, Lobotka sotto osservazione per un possibile infortunio alla caviglia. L'ho visto, l'hanno scarpesiato malamente. Valeria, sto cercando di spiegare a mio padre il concetto di XG, niente. Alla fine deduce così, mentre l'Atalanta faceva gli XG, Bobotta faceva i FAT. Ma guarda che non ha torto il tuo babbo. Tu, come glielo possiamo spiegare, Valeria? Gli XG sono i gol che tu ti aspetti. Gli devi fare questo esempio qua. Facciamo questa come statistica. Ok? Vedete, non prendiamo la stellina più grande che quella in rigore, però la stellina subito, quella più vicina all'area, che è il gol di Elmas o di Politano, insomma uno dei due. Rispetto a tutte le volte che il pallone è finito lì,
nella storia del calcio, da quando si analizzano le partite, quella volta statisticamente 0,30 volte è diventato un gol, quindi è un gol che ti puoi aspettare al 30%. Ci sommi queste percentuali e ti puoi aspettare che alla fine arrivi un gol. Potrebbe giocare da trequartista 2 senza dubbio. Anche Elmas ha avuto riferimento, speriamo bene, ragazzi. Mamma mia, siamo sempre in emergenza. Siamo sempre in emergenza. Comunque, mi dispiace che Mario Rui, a prescindere, si prenda tante critiche. Quest'anno, secondo me, sta facendo meglio anche del suo primo anno dei 91 punti, anche per maturità e fase difensiva. Sì, Luis, hai ragione. Purtroppo molto spesso il napoletano prende, ma non il napoletano, il tifoso in generale, prende delle famose insirie e quindi il giocatore viene sempre punzecchiato, puntato, e se non gli si perdona niente. Mario Rui, lo abbiamo stabilito proprio a livello con numeri alla mano, ha fatto e sta facendo un campionato superiore a quello di Di Lorenzo per statistiche, per cose fatte, per assist, per intercetti, per posizione, per performance, proprio per... È difficile da far entrare in testa alla gente, però è così. Mario Rui sta giocando meglio di Di Lorenzo, si può credere, si deve credere. Mario, che goduria assoluta, mamma mia, che meraviglia. Custicchiare l'1, se vinciamo lo scudetto e la coppa la ritira il magazziniere. Ah già, è perché sì, con tutti gli infortunati e le cose. Vale, con la Fiorentina, aspettandomi una partita un po' più aperta e con più spazi, la giocheresti sempre con Zieno sottopunta o magari Demme, Fabian e Lobo per fare filtro e ripartire? Bella domanda tattica, Valentina. Io ti manderei a te in conferenza stampa da Spalletti. Io non so, dobbiamo vedere come staranno poi fisicamente Demme e Zielinski. Ovviamente Fabian e Lobotka credo che siano indiscutibili. Credo che sempre per non lasciare, io ho fatto questo discorso quando ho scelto Zielinski titolare nella mia probabile formazione, per non lasciare troppo isolato Mertens, Zielinski più vicino a lui che ce l'ha distinto, e quindi io confermerei Fabian Lobotka con Zielinski davanti. Attenzione, al posto di Zielinski ci può stare Elmas, non c'è dubbio. La cosa potrebbe cambiare se al posto di Politano ci metti Lozano, e allora Lozano dà più garanzia di stare più vicino a Mertens, perché ricordiamo che comunque... Aspetta però, fermi tutti, c'è Osimhen. Osimhen torna e quindi c'è da ragionarci. Bella domanda. Falca, sei distratti con i carton Gessin, la Roma meglio se partite, almeno con noi possono perdere. Questo è sempre stato il mio discorso, Gennaro. Sempre stato il mio discorso, se poi perdono troppo si rifanno con noi, eccetera eccetera. C'è anche il fatto, dobbiamo metterselo, che vincere aiuta a vincere, che ti dà convinzione nei tuoi mezzi sicuramente, però che ti devo dire, io sono arrivato alla conclusione che spero in un pareggio di tutte le avversarie, di tutte le partite. Mi collego ora. Che ne pensi di Zanoli e se fosse il caso di lanciare Ambrosino e Vergara? Calma, non mettiamo tutta la primavera in campo. Zanoli ha fatto un'ottima partita, non una buona partita, ha fatto un'ottima partita. Ambrosino sta facendo un campionato primavera importante. È chiaro che lanciare Ambrosino significa che non fai giocare Osimhen, non fai giocare Mertens, non fai giocare Pedani. È difficile. Vergara a me è piaciuto le poche volte che le ho visto con il Napoli nei ritiri, non c'è male. Anche lì centrocampo è insomma una zona chiave, servono giocatori più di esperienza. Questi giocatori devono crescere in Serie A, per me, con una bella squadra di media classifica in Serie A, confrontarsi e poi te li porti. Io così la vedo. Pronostico di Napoli-Fiorentina della prossima 2-1 con gol di Victor Osimhen e Zielinski, e della Fiorentina Piontek. Io direi Mertens sottopunto di Osimhen farebbero sfracelli Aniello. Amen, ma non lo vedremo. Che competenza la mia amica Valen Savino. È forte Chris. Falle i complimenti.
Che state dicendo? Campionato primavera di Ambrosino strepitoso, un gol in 95 minuti. Vedi? 15 like. Non parlo più. Oh, perché poi non viene Guido, Non parlo. I Boconotti. Che fame che c'ho. Infatti stacco la live perché ho fame. Stanchezza della partita a Seneca, ha giocato più sottotono perché ha giocato a destra, essendo lui sinistro aveva un po' di difficoltà. Napoli con rispetto ti correggo, lui è destro di piede e te lo sottolineo e te lo garantisco, perché quando gli vedi tirare i rigori li tira col destro. Quella è il nostro punto di riferimento. Come tiri il rigore? Con il piede dove ti senti più sicuro. K2 nel Napoli ha quasi sempre giocato a sinistra, anche perché c'era Albiol col destro da quella parte e non c'è dubbio, e negli anni giocando lì si è abituato sempre di più ad impostare con il sinistro. K2 è abbastanza ambidestro, abbastanza. Zielinski è un po' più ambidestro di lui, Verdi, ex Napoli adesso alla Salernitana, è molto più ambidestro di questi qua, perché Verdi è capace di battere i calci piazzati sia con il sinistro che con il destro a seconda di come gli gira, e sono pochissimi giocatori così. Uno di questi giocatori qua è anche Perisic, che sono assolutamente ambidestri e riescono a coordinarsi perfettamente. K2 è destro di piede, però mi dà l'impressione che si trovi meglio a sinistra. Ricordiamo sempre che con il Senegal gioca a destra, ma a Napoli è tutta un'altra storia. 5 like piccolissimi per Polly, che è spuntata e avevano chiesto di te. Vedi? Vedi? Siete forti. Siete forti. Siete fortissimi. Siete mancati tantissimo. Siete mancati tantissimo. Schwok. Va bene. Noi meno 1 al girone d'andata, ma il Milan come sta andando? Dobbiamo capire adesso che Guido ci saluterà, ci dirà tutte queste cose così. Secondo me stiamo là, ma dobbiamo recuperare quelle 2 partite, ragazzi. Questa è stata una partita importante perché è un +3 rispetto all'andata. Cioè, teniamo quell'Empoli e lo Spezia, c'è l'1-1, c'è lo 0-0 con la Roma che può diventare un +2. Però partita dopo partita, Mario Rui all'ombra di Gulam dal primo giorno, invece l'ho sostituito, l'ombra sì, come ombra di Damocle, invece l'ho sostituito egregiamente senza grosso dispendio economico. È un grande terzino, l'unica pecca è l'impulsività emotiva. A quella io ci aggiungo un pochino la fisicità, perché è chiaro che le gambe lunghe, fai 3 passi, recuperi l'avversario, un colpo di testa, se ti mandano il pallone alto, vedi, Boga a un certo punto gli salta in testa, il colpo di testa non è eccezionale, ma gli salta. Nel frattempo aveva fatto 2 diagonali ottime. Impulsivo sì, ma l'ho visto un po' più calmo quest'anno, anche magari ci avranno lavorato, o anche stesso le prestazioni ottime, un po' più di considerazione in città, e allora lui sta più tranquillo. Charles Bukowski, sei riammesso, ma io non ricordo perché non eri ammesso, amico mio, quindi mettiamoci una pietra sopra. Forse avrei detto qualcosa che non era il caso. Vai liscio. Io mi ricordo del tuo nome da sempre, quindi vai liscio. Allora, scommesse che la Juve perde stasera, mi date 50. No, ma che mi date? Vi date? Non si fanno scommesse a soldi nella community. No. Rita, vai allo stadio domenica? Sì. Sappiatelo. KK Anghissà e Victor dovrebbero essere anche in Ramadan, ricordiamo. Vedi, questa è un'altra. Questo è un altro dettaglio di cui nessuno parla. Cambio di alimentazione, cambio di abitudini, di cose.
Mica male. Faccio una domanda: fuori Napoli la tazza la metti... Ah già, tu me la chiedesti questa cosa. Allora io la lavastoviglie non ce l'ho, quindi questo problema non c'è. La fobia che si tolgono i disegni. Non dovrebbero togliersi i disegni, amica mia, perché questa è fatta molto bene. E non c'è scritto, può essere pure c'è il foglietto, ma dovresti poterla mettere in lavastoviglie senza problemi. Vai liscia, vai liscia. Cinici e spietati, era ora vedere il Napoli con questa cattiveria in area di rigore, giusto Melissa? Quando torni per andare insieme tutti allo stadio, amico mio carissimo, spero di potervi dare notizie in merito al più presto, al più breve, a breve, anche perché prima lo devo dire a mamma e poi lo dico subito dopo a voi. Subito dopo a voi. È finita, Vale Bari in Serie B, complimenti al figlio di ADL. Benissimo, facciamo i complimenti al Bari. Va bene la lavastoviglie, vedi Fabio che anche lui possessore di tazza tranquillamente. Parliamo di calcio, tutto bene. Bloccato che cosa? Ah, come dici che non posso viaggiare? No, posso viaggiare, devo solo risolvere delle cose e poi c'ho tanto lavoro, per fortuna, c'ho tanto lavoro, quindi devo trovare una finestrella dove rinuncio a meno serate possibili, perché non me le ridà nessuno, io non è che prendo le ferie pagate per il lavoro che ho scelto, e quindi devo scegliere una finestrella dove non perdo troppe serate. Non è facile. Intanto in Premier Tottenham sotto 0-1 fino al 40esimo, in questo momento stanno 5-1. Hai capito? Hai capito? Angela Torre l'ho comprato molto tempo fa, l'ho lavato e la lavastoviglie 1 miliardo di volte, non succede nulla. E un altro, insomma, che pure potrebbe dirci di tazze, di bicchieri e di lavastoviglie e di cose varie, è il nostro Guido Gentile. Buonasera Valerio, buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera amanti della cospirazione. Se tu permetti Valerio, volevo salutare tutti i calzolai. Sì, sì. Categoria a rischio che invece fa un lavoro meraviglioso, artigianale, che faceva tanti ai nostri nonni. Quindi il mio saluto speciale va a loro questa sera. Approvo questa cosa qua. Guido, chiedo solo agli amici, prima di sentire le tue considerazioni, di confermarmi che si sente tutto bene, perché io sono un setup completamente diverso in questo momento e quindi ho la paura della doppia voce, di accavallamenti. Se mi confermano questa cosa, partiamo subito con tutte queste cose. Buonasera anche ai tazzolai, ai calzolai e ai tazzolai, vedete la cosa. Benissimo, tutto ok, perfetto. Vai Guido, ti metto di qua. Il Napoli vince una partita che gli permette di mettere ben piantato in terra un pilastro per il campionato. Adesso veramente tutto nelle sue mani per quanto riguarda la corsa Champions. Dovrebbe veramente succedere qualcosa di molto importante per il campionato. Apro una parentesi, ve l'avevo detto le settimane scorse quando ci siamo visti, attenzione alla pausa per la nazionale, attenzione a dar per scontato per nulla la nazionale, attenzione a tutte queste cose, attenzione alle tensioni, attenzione al buono e brutto e cattivo. Mi sembra che è una settimana di molto il buono e brutto e cattivo. Juan Jesus ha incominciato a rispondere, anche se non è lui che deve difendere la società. Quindi prepariamoci a molto buono e brutto e cattivo. Vedremo soprattutto stasera, perché stasera può esserci un KO per una delle due squadre, Juventus o Inter. Chiusa questa parentesi, che è successo? Ah, si è iscritto. Ma c'è il crash che non me l'aspettavo così forte. Vabbè. Il Napoli vince una partita di pura sofferenza. Il primo tempo il Napoli ha sofferto tantissimo, però citando il buon Paolo Sorrentino, non si è disunito, ma la cosa più importante, non si è spaventato, nonostante non l'abbiamo mai visto così in difficoltà, ma in difficoltà proprio, come lo sapevamo, fisica.
non certo abbiamo visto di approccio, proprio fisicamente aggredivano, non ti davano tempo e è mancata un po' di qualità, nonostante i colleghi hanno messo già nel primo tempo 7,5 Insigne, un po' di qualità Insigne e Zelinski, abbiamo lasciato Mertens. Primo tempo, per quanto riguarda l'impegno, tutto quello che vogliamo dire, però ci sono stati 2 giocatori che, a prescindere dal fatto che io non do voti, non conosco il piano tattico, eccetera, quello che hanno preso proprio i nostri occhi e sono stati il migliore in campo di tutta la partita, Mario Rui. Impressionante. Perché poi un giorno bisognerebbe anche fare una riunione tra tutti noi colleghi giornalisti e dobbiamo cominciare a capire che cosa premiamo anche per i voti, a prescindere che non conosciamo a disposizione dell'allenatore, la giocata singola. E allora dovremmo mettere un voto alla giocata singola, cioè il gran gol di un giocatore che non si è visto una partita, dici, ma ti ha fatto vincere la partita 8, e dovresti dargli il voto al gran gol. Però per gran parte della partita si è preso delle pause, no? Pensiamo alla prova di Anguissa, che ha fatto delle cose egregie e anche dei grandi svarioni, quindi è stato molto discontinuo nel corso della partita. Invece Mario Rui è stato non solo molto continuo, ma molto qualitativo, perché anche Zanoli è stato importante nell'azione del gol, però è un ragazzo ancora acerbo. E Mertens è un primo tempo dove si è dannato, ha retto tutto il Napoli lui, andando a pressare su tutti i palloni, prima palla di qualità, dove seconda palla spizzata di testa è una delle poche azioni di attacco, terza palla si prende il rigore, ecco, continuità nonostante la difficoltà. Al secondo tempo l'Atalanta ha iniziato benissimo, i primi 10 minuti ha detto qua sono entrati tosti in campo, hanno fatto anche un bel gol meritatissimo, la maledetta percentuale realizzativa che per noi è stata la chiave di lettura della mancata vincere probabilmente dello scudetto. Mi sembra che il Real Madrid-Cagliari ne abbia presi 5 oggi. Ognuno si deve scegliere i consulenti che crede. Noi abbiamo perso lo scudetto con quei 2 punti scellerati, molto più che lo sconto diretto chiaramente col Milan, però quello, per quanto scellerato, Valerio, ci può anche stare, come sfortunato, è sempre una grande squadra che sono 2-3 anni, da quando è arrivato Ibrahimovic, che gravita nella prima, seconda, terza posizione, cioè perdere con una squadra così modesta, che ha sfruttato la ripresa del campionato dove ha fatto queste 2 vittorie un po' casuali, è una squadra modesta, e lo diciamo con educazione, con rispetto, però se tu vuoi puntare, come si dice, dicono i più, allo scudetto, non puoi, dopo che ne hai buttati tanti di punti, non puoi perdere 2 punti col Cagliari, soprattutto perché sono -2 rispetto alla classifica tra andata e ritorno. Io non so cosa sa fare Elmas, però mi piace vederlo, quello che non sa fare. Almeno sarò stato masochista, ha detto. È stato molto importante il cambio, non come ha fatto Spalletti spesso all'83esimo, 85esimo, quando tu avevi bisogno di un cambio di passo, di gente che andasse in profondità come Lozano, Elmas, e fortunatamente sono entrati convinti e incisivi, perché tu puoi anche essere convinto ma litighi col pallone. Napoli ha rischiato anche di farne un quarto ed era meritato quel quarto, e vince una partita che, salvo veramente imprevisti divini, mette, perché Napoli ha vinto 1-3 e quindi non solo ha pareggiato la sconfitta con l'Atalanta in casa, ma avendo perso 2-3 adesso siamo in vantaggio anche con lo sconto diretto, perché abbiamo gli stessi punti, e allora si vede la differenza reti. La differenza reti del sconto diretto è +1 e non si vede la differenza reti generale. Quindi oggi Napoli ha fatto una gran cosa, ecco perché ha piantato un bel pilastro. L'Atalanta farà 3 punti nella partita che deve recuperare, ma sono veramente tanti punti a 7 giornate dove ti basta fare queste 4 vittorie. Per lo scudetto vediamo, il Napoli c'ha il calendario nettamente più difficile, sono energie che poi alla fine paghi e casomai fai bene e perdi dei punti stupidi. Mi sembra che Real Madrid-Empoli, e io ve l'avevo detto, certe cose nel campionato italiano succedono, non vince dalla partita che ha vinto al San Paolo. Mamma mia. E sono 11-2, 13 partite. Sono tante 13 partite. Ha fatto 6 punti nel girone di ritorno. Mi sembra che peggio è solo 5 punti una squadra, 5 punti il Venezia, sì, peggio. Poi 6 punti il Bologna, e tu pensa
anche la Salernitana ne ha fatti 8, che chi la dava già a salva perché ha preso Sabatini, eccetera. Ho detto ragazzi, non si passa da 8-11 Salvatini. punti. Sabatini, scusa. No, perché era bello. Questa è, diciamo, una domenica cruciale per il Napoli, perché poteva essere il KO per noi, una sconfitta. Il Napoli per vincere lo scudetto deve vincere tutte le partite e sperare che il Milan inciampi 1,5. Se Napoli pareggia, il Milan deve perdere una partita e pareggiarne 2. Cioè, non puoi fare né calcoli né giochi né nulla. Insomma, quante volte nella sua storia il Napoli ha vinto tante partite di seguito? Una. Quindi, perché significa vincere 10 partite di seguito, e in tutta la sua storia il Napoli ha vinto una sola volta 10 partite di seguito, quindi in tutta la sua storia. Quindi stiamo parlando di qualcosa che non è mai accaduto tranne una volta. Può accadere? È statisticamente possibile, ma è calcisticamente molto improbabile, detto. Quindi un pareggio lo devi mettere in preventivo, non per iettare, perché stiamo parlando di 90 e passa anni di storia. Chiudiamo solo nei campionati, che è più logico, a 20 squadre. Stiamo parlando di una sola volta in campionati a 20 squadre, che sono già quasi 20 anni, 18. Quel pareggio col Cagliari, ancor più della sconfitta, che chiaramente è importantissima col Milan, ti permetteva di avere una situazione dove il Milan non deve inciampare 2 volte un mezzo, cioè ma deve inciampare una sola volta. Quindi vediamo quello, non tanto la partita di domani tra Milan e Bologna, ma la partita di stasera, perché la partita di stasera diventa delicata per la Juve, no, perché ha abbastanza margine di vantaggio, giusto, sarebbe il primo inciampo nel girone di ritorno, e l'Inter incomincerebbe a essere anche un pareggio, dopo che tu hai accumulato tanti punti in meno rispetto al girone d'andata, sarebbe un rallentamento a questo punto per l'Inter, che ha una partita assurda da recuperare a fine campionato con un Bologna che sarà salvo, perché come vi dicevo la lotta per la retrocessione, che se ne dica, sono punti bassissimi, ed erano quelle 4 che ho indicato e 4 sono rimaste, cioè Salernitana, Genova, Venezia e Cagliari. Quindi 4 saranno squadre che lotteranno, ne vanno in 3, ma salvo anche qui cataclismi, ma anche se molte squadre stanno stentando, però quelle 4 prima di fare 2 punti ce ne servono 10 partite, quindi quelle saranno. Questa è la domenica. Oggi il Napoli ha fatto una percentuale realizzativa mostruosa che non ha mai fatto, perché 3 gol su 5 tiri nello specchio e pochissimi tiri, solo 6. E l'Atalanta ha fatto il Napoli 19 tiri in totale, anche interessante, si è sprecato nel primo tempo dei tiri di testa che potevano andare a bersaglio. 3 tiri nello specchio, un gol. Vedete che purtroppo per questi ultimi campionati la chiave di lettura è un po' cambiata. Chiaramente difficile pensare che una squadra vinca lo scudetto con la peggiore difesa o quella del maestro Sarri, che è del tutto in linea con la Lazio degli altri anni. Se è arrivato a 46 gol incassati, ne arriverà a 50, 50 qualche cosa, quindi nulla di più, nulla di meno di quello che ha fatto negli ultimi 6-7 anni. Noi siamo con oggi abbiamo fatto un balzo in percentuale quasi di 33,9%, e vediamo quello che dirà il campionato. Le prossime 2 partite sono tostissime, poi in casa abbiamo fatto maluccio quest'anno, pensate quante partite abbiamo perso in casa. Abbiamo una squadra che sta giocando molto male, la Fiorentina, che se ne dica, e mi preoccupa, perché sì, Anghissà finalmente si è tolta questa ammonizione, è tornato molto male fisicamente dalla Coppa d'Africa, sta zoppicando come preparazione fisica, ma questo succede spesso. Vediamo se lo riusciamo a recuperare come integrità fisica. Adesso si farà e quindi poi gli altri diffidati mi sembra che sono Demme e Koulibaly. Importante che li stiamo spalmando e non tutti in una sola partita, eccetera. È buono, dobbiamo dire, l'esordio di Zanoli, che si è difeso bene, ed è anche un chiaro messaggio a quello che è stato il campionato, altro che il problema del terzino sinistro.
Detto, e anche ma chi... che non c'è mai stato. Esatto, e anche chi ha osannato, e lo sappiamo quanto gli vogliamo bene, già lo dissi, che meritava una carriera da campione di Ghulam, però insomma è abbastanza evidente quello che è il destino calcistico nel Napoli di Ghulam, è quello che ormai a 7 partite del termine è stato e sarà l'utilizzo di Ghulam. Questo, diciamo, è come l'ho visto io questa parte di domenica del campionato, sabato e domenica. Adesso ci possiamo godere Juventus-Inter e preparatevi a non una settimana, più settimane. Si è svegliata, insomma, la Lega, il Napoli è stato deferito, De Laurentiis, è stata richiesta a gran voce il 3-0 a tavolino e 2 punti, manco uno di penalizzazione, e quindi è meglio che il Napoli arrivi a 10 punti di vantaggio sull'Atalanta, Lazio, eccetera, perché a quel punto anche con i 5 punti o a 7 punti, insomma, perché poi comunque quello potrebbe essere 3 punti più un punto di penalizzazione, 5 già non capisco perché. Dal punto di vista della giurisprudenza c'è il precedente molto più grave, perché lì c'era un tampone, discorde, una società privata Quello di Lotito. immobile, la Lazio, è stata una multa. Ci sarebbe anche il caso di Vlahovic che da positivo, poi si è andato a Torino, alla conferenza stampa, insomma. Però ho detto col Napoli si ha la mano pesante, è una settimana dove si è andato sui giornali solo su adesso anche Osimhen che è ritardo, non è ritardo, ma questi sono solo gli avvisaggi, perché preparatevi con la vittoria di oggi, no, che almeno sulla carta pone il Napoli nelle condizioni di doverselo giocare. Il buono, il brutto e il cattivo continuerà. Allora Guido, grazie mille per queste considerazioni iniziali. Mi è piaciuto il fatto che tu abbia sottolineato che è Juan Jesus che ci difende praticamente da queste cose, e io veramente voglio sottolineare, a parte che ha fatto sul campo ogni volta che è stato chiamato in causa, è stato un dignitosissimo sostituto dei titolari. E poi fuori dal campo ha sposato la causa Napoli, ha capito, ed è un giocatore che si vede che ha giocato in piazza calda come Roma e piazza importante come Inter. Quindi lui sa anche cosa significa stare dall'altra parte, cioè squadra del sud, centro, e squadra del nord che poi viene sempre considerata in un altro modo. Quindi è un'ottima sottolineatura questa, e mi sento veramente pubblicamente di ringraziare Juan Jesus per come terrà in mano anche lo spogliatoio in silenzio. Se è uscito pubblicamente con quella dichiarazione, che non è priva di una beffarda ironia, chiaramente, è elegante, non è una dichiarazione offensiva, significa quello che vi disse Valerio proprio all'inizio, almeno della mia conoscenza, come lo ascoltavo, no? Questi ragazzi ascoltano e leggono tutto. E significa, fatemi dire, invece aggiungere, che poi non tutti i messaggi vanno a bersaglio, non tutti i messaggi hanno la stessa forza e non tutte le squadre, le società, diciamo, difendono, non difendono, hanno un certo tipo di capacità. Se non ci significa che alcuni messaggi, in alcune situazioni, in alcuni giocatori, in alcune società, in alcuni momenti della stagione fanno male e creano malumori, destabilizzano, no? Il termine. Quindi significa che il fastidio ha dato. E quindi significa che il fratello maggiore si sta ponendo come difensore, ma anche per dire: guardate che qua se prima c'era Hamsik, grandissimo leader occulto, no? O Albiol, adesso ci sono io. Quindi se Hamsik non è mai la stessa, mai sia qualcuno legge un messaggio, non è Guido contro Hamsik, mai, per dire. Però per dire, se Hamsik era molto educato, sempre noi non ricordiamo a parte una sola famosa espulsione, non ricordiamo un'alzata di voce. E lui più volte lo dichiarò nelle interviste, no? La cosa che mi fece ridere di più, la famosa intervista al Corriere della Sera, ha detto: io per primo avrei paura, insomma, un personaggio come me, brutto, con la cosa, con i tatuaggi, con la cresta, perché visivamente sembra un proprio di buono, disse lui di se stesso. Quando tutti accusano Janvic, è troppo buono, non ha carattere, no? C'è quel famoso giornalista che gliel'ha fatto, nato campione, diventato pure, non ho mai capito, vabbè.
E Juan Jesus ha detto: oggi ci sto io, vengo da Roma a Inter e non mi fate fessi, e quindi difendo io la chioccia, perché anche Koulibaly è un pezzo di pane, cioè uno che ha chiesto scusa, vorrei incontrare quello che mi ha insultato, cioè abbiamo una squadra di ragazzi, forse sa anche Napoli, che è una città che è talmente bella da vivere, soprattutto quando tu sei una divinità come un calciatore, che cacchio me ne fotte di questi qua, no? E quindi tu ti rabbonisci pure, no? Sì. Ecco perché quando io dico certi giocatori stile Juve non hanno mai attacchi, non possono venire a Napoli, perché proprio non è solo la squadra che fa meno fare queste cose, è proprio un ambiente diverso, non c'è e questo è un messaggio, Valerio, importante. Ti prendo quest'altro esempio, visto che parli di bravi ragazzi, ed è una cosa che anche Spalletti ci ripete sempre, sono proprio dei bravi ragazzi, ce lo ripete, anche forse a sottolinearlo, perché a volte con i bravi ragazzi non si vince, perché devi avere quel momento di cattiveria. Ricordo quando il Milan prendeva Boateng, insomma gente che ci mette in campo anche dell'altro. Io ti porto questo esempio: il rigore su Mertens è talmente clamoroso. Ce lo stavo dicendo io. Mertens sorride, la Juve li avrebbero accercati tutti, messi le mani addosso, e se il VAR non lo chiama, tu non hai messo pressione. Esatto, lui sorride come per dire: vabbè, non l'hai visto, sì. Ma come sorrisero, e non ci fu l'accerchiamento Napoli-Verona, che c'era tutto sommato rigore sempre su lui all'ultimo minuto. Lì ci può anche stare, a me non piace, attenzione, non sto dicendo ci può anche stare, che sarebbe la mia filosofia di vita, non mi contraddico, però abbiamo pensato la stessa cosa, cioè Mertens sorride, e addirittura Marelli in diretta, cioè non è mai favorevole a Napoli, ma era talmente solare che ha detto lo darà perché il VAR lo starà richiamando, non prende, perché è proprio tutto un errore, ha detto non prende palla addirittura da un angolo, quindi doppio errore, perché in realtà si è dato angolo, il portiere l'ha smanacciato, ho detto, e invece non c'era stato anche di Insigne proprio, ed è un momento chiave di una stagione importante, di una partita svolta del campionato. Se oggi perdi ti rimetti in gioco per la Champions e dici comunque addio, io non ci credo al campionato, però sulla carta te la devi giocare, dici totalmente addio al campionato, no? Chiaro. Quella è la filosofia, ma è atavica, per dire, non è solo di De Laurentiis. Ci sono stati degli episodi, perché qualcuno adesso se ne uscirà, avete avuto sì, e ci sono delle macchie nere, sono dei valori anomali, però per esempio noi abbiamo avuto Edmundo, si è visto che era una capa pazza, però non ha mai attecchito a Napoli, perché quei tipi di giocatori Senti, Mario ti ringrazia perché suo nonno era calzolaio, e quindi noi a poco penso che riusciremo anche a... Vorrei dire che non è il saluto, non è beffardo ironico, ecco, perché tutte le categorie mai citate mai, esattamente, ci terrei mai, visto che veniamo da una notte degli Oscar particolarmente controversa, detto, quindi adesso io che non sono amante del politicamente corretto, della questa cultura di cancellare quella, e quindi sono costretto comunque a fare questa specificazione, però la faccio oggi mai più, è di cuore, ed è legato a volte anche da situazioni che capitano durante la settimana, che non vi sto a dire, quindi poi si unisce la vita reale. Daniel Day-Lewis abbandonò il cinema a un certo periodo della sua vita, andò a fare il aiuto calzolaio di un maestro calzolaio della cittadina di Firenze, e lui conserva delle scarpe su misura, lo faceva gratis per ritrovare se stesso. E quindi noi abbiamo avuto in Italia anche un umile allievo che andò a chiedere: voglio diventare allievo, e questo diceva mi sta prendendo un genio del premio Oscar. Ho detto, no, e per 2 anni lui ha lavorato a bottega la mattina a Firenze, ed è storia. Poi ha vinto un altro Oscar, per dire, ne ha 23, giusto per accontentarsi, tutti e 3 meritati, ma non l'ha mai vinto per Gangs of New York, dove mio fratello disse la cosa più bella del mondo: è bravo anche da doppiato. Bellissimo. È una recitazione talmente mostruosamente magistrale che anche con la voce, se non sbaglio, di Francesco Pannofiglio,
Io lo vidi in inglese, quindi non mi ricordo se credo di sia lui, sì. No, chiusa questa parentesi. Bene, io nel frattempo ho salvato un pochino di messaggi in sottofondo, così possiamo prenderli tutti. Ragazzi, fate le vostre domande a Guido. Siamo Ovviamente a se mi -1 mancato io. rispetto andata e ritorno, e il Milan è a 0, per chi volesse sapere. L'Atalanta a -7, ma ha una partita da recuperare. Quanto è Esatto, però importante... me le devi far fare le domande. Tu già le sai, ma me le devi far No, fare. no, no, perché questa so che ormai piace, questa cosa a tutti Certo. di Valerio, ma vedete quanto invece è importante questa classifica comparativa. Tutte le domande che vuoi, Valerio. Ringrazio Lino Bailo per il cuore, che ricambio tantissimo. Siamo tornati, ragazzi, siamo tornati, e questa è la domanda che praticamente ci riporta al confronto con il Milan. Come finirebbe se Napoli e Milan arrivassero a pari punti? Differenza Vediamo. reti generale, perché sconti diretti 3 punti, 3 punti, differenza reti 1-0, 1-0, col fatti 1-1, subiti 1-1, si deve vedere, quindi dobbiamo fare tanti gol e prenderle pochi. Adesso noi stiamo come differenza reti 33, il Milan 27, quindi siamo in Esatto. vantaggio, però il Milan ha una partita in meno. Bene. Allora, ragazzi, oggi abbiamo provato quello che prova la Juventus, giocare meno bene dell'avversario, ma concretizzare tutto quello che era possibile, bruttini e concreti. Ma non Condividi facciamo questi... diventare un'osservazione giusta, ma attenzione a farla diventare la regola e un'abitudine. un'abitudine, perché non sarà mai, cioè servono molti anni, semmai devi accettare il fatto che una squadra che noi soffriamo molto fisicamente, tutto quello che è l'Atalanta, Spalletti li avrà mentalizzati e detto: non pensiamo di andare lì a dare spettacolo, perché non ci riusciamo, ci spaventiamo, ci deprimiamo e torniamo con 3 gol a casa. Quindi tu l'avrai preparata non solo da un punto di vista piano tattico, ma più secondo me dal punto di vista mentale, di accettare, perché poi una squadra che è abituata a giocare bene si deprime, come è successo a volte a Napoli, si deprime quando non gioca bene, non riescono le giocate, che oggi pure ha tentato, perché per esempio ci sono stati 3 tacchi, tra l'altro sulla 3/4, da prendere calcisticamente a sberle, perché poi no, dopo la sberla di Will Smith, figuriamoci, ma bisogna stare attentissimi, ma non la fai un tacco sulla tua 3/4 difensiva, perché rischi di dare palla all'avversario. Però quello è il DNA del Napoli, quindi non è questa inseguire o quella nuova filosofia che avanza. Oggi, come vedrete, sarà difficilissima la partita col Torino. Oggi devi vincerla così, perché probabilmente avranno fatto proprio degli studi, avranno detto non ce la facciamo a vincerla provando a fare il Napoli, oppure il rischio che non ha detto, invece se entriamo con la testa che soffriremo e dobbiamo essere dei cobra e colpire al momento giusto, li mettiamo in difficoltà, e infatti li abbiamo messi in difficoltà, perché si sono innervositi. 19 falli l'Atalanta, ho detto, non sono tantissimi, però ho detto quello è il calcio italiano. Rispetto ai loro standard, tra l'altro. Ma proprio perché, adesso ti leggo questa, proprio perché il Napoli ha avuto meno palla e quindi l'Atalanta non poteva fare il suo gioco di aggressione e ripartenza, che se ti rubano palla e non ti chiamano il fallo, sei fritto, sei assolutamente fritto. Quindi questa è stata secondo me una scelta precisa di Spalletti. Infatti il lavoro, lo rivedrà, il fatto da Mertens nel primo tempo è incredibile, ed è stato, devo dire, sottolineato dai 2 colleghi in cronaca di partita, ma perché è stato veramente incredibile. Infatti a fine partita non ne aveva più, cioè con l'aggressione, come che ha spesso fatto lui anche con Gattuso, in partenza, il svariare su tutto il fronte offensivo per dare non tanto profondità ma ampiezza. Ragazzi, lo paghi, perché non è la PlayStation, la gente si deve incominciare a abituare che quello è un campo di 110 metri o 105 metri, e quando noi vedi quegli spostamenti non sono un puntino, sono 35 metri al massimo. Buono, è brutto e cattivo, perché
No, nel aspetta, finale. devo sottolinearti una cosa in chiusura prima di leggere questa qua, perché è bellissima. Qualcuno mi aveva chiesto, Mertens gli ha presentato il conto a Spalletti, ho detto non ha segnato, ma sicuramente. Secondo me il conto che gli ha presentato, e mi fai riflettere tu quando mi parli di questa cosa, è proprio sul discorso dell'equilibrio. Bravo, sì. Mertens può fare quel lavoro e l'ha dimostrato, lo ha fatto da prima punta, figurati da sottopunta un po' più indietro, con un Osimhen che aiuta, perché Osimhen aiuta in questa fase perché ne può rincorrere senza soffrire fisicamente. È questo il conto che ha portato a Spalletti. Sì. Molto di più del gol, perché tanto tu te l'aspetti che lui faccia gol, li ha fatti, li farà anche se abbandona il Napoli, sta giocando molto poco. Oggi comunque sull'azione del 1-3 lui è lì, lascia lo spazio a Elmas, che è il gran gol che ha fatto, ha spiazzato il portiere di freddezza, di classe, però non sa far nulla, ricordiamoci, ha 22 anni, perché poi i confronti andrebbero fatti 22 anni di un giocatore e 22 anni, non il 31 di oggi, di anni, vabbè. Ma magari comprassimo tutti i giocatori a quelle cifre così a 20 anni, così potenzialmente forti. Il problema non è quello. Il calcio, esercizio del potere, è bugia e tutto quello che volete, e come tutte le cose, che sia una partita a carte, che non sia partita con cosa, e tu ti puoi concentrare su un solo avversario, altrimenti ti perdi e decidi quale che far fuori in base anche alle sue caratteristiche, non solo caso di calcio tecnico, anche di potere. Io ho sempre visto una corsa a due dall'inizio del campionato, era abbastanza facile, nonostante la favola delle sette sorelle, tra Inter favorita e Milan, che si è impiantata nel girone di ritorno, probabilmente perché è la squadra più anziana del campionato, subito dopo il Napoli, perché l'Inter lo sta perdendo lo scudetto, non sta vincendo il Napoli, non sta vincendo il Milan. Il Napoli ha 6 punti in più rispetto all'anno scorso, il Milan ne ha 3, pochissimi, e il problema è che l'Inter ne ha 15 in meno, è la squadra, Mamma mia. è la squadra che è peggiorata di più, chiaramente con una partita che deve recuperare, lo diciamo sempre, però è un netto peggioramento. Siccome al dirigente più importante nel corso della settimana avete sentito, no? Di tante altre notizie, retroscena, che poi vengono desecretate con 10 anni di ritardo, no? Detto che Marotta fece di tutto, fu un periodo, non me lo ricordo bene, perché per destabilizzare Napoli, portare Amsic alla Juve, solo che con Higuain c'era riuscito, con Pjanic c'era riuscito, con altri giocatori c'era riuscito, Amsic si è messo di traverso perché non aveva mai fatto una cosa del genere, conoscendo il rapporto particolare tra la città di Napoli e la parte sabaunia di Torino, e quindi io mi aspettavo, perché poi che ci fossero delle situazioni nel corso del campionato che creassero fragilità, destabilizzazione da parte del Napoli, che tra le tre società, in questo caso Inter Milan, è la più fragile. E sta avvenendo e avverrà, è avvenuto già nel corso del campionato, perché noi dei punti ci mancano per delle clamorose sviste. Se oggi non ci fosse stato l'intervento del VAR, non c'era quel rigore, poi la perdi, la vinci, non lo sai. A Roma non è intervenuto, ce n'erano due, no? Ed era una partita importante. Vediamo, perché oggi l'Inter deve solo vincere. Se pareggia, è vero che nella classifica comparativa hanno fatto 1-1 all'andata, però siccome è indietro di punti, ha molti meno Devono fare punti più due. rispetto al girone di andata, l'Inter ne ha fatti 26, ne ha fatti 14, c'ha sempre una partita da recuperare, però sono meno 12, anche con 3 punti, sarebbero lo stesso 9 punti di differenza, e ecco perché non sta vincendo lo scudetto. Quindi tutto quello che è avvenuto quest'anno alla fine era abbastanza prevedibile dal mio punto di vista, tranne piccole sbavature. Sono stato un po' lungo, ho cercato di anche essere non propriamente precisissimo, perché mi mantengo un margine di riservatezza. Ci sta. Beh, però comunque, scusa Valerio, c'è un libro di Sir Alec Guinness, Alec Guinness di Sir Alec Ferguson, lapsus mio, leggetevelo. Lui dice che delle partite le vinceva così, da un punto di vista proprio
dell'esercizio del potere, della psicologia contro gli avversari la settimana prima della partita. Quindi non è che mi invento nulla io. Come d'altronde Maradona, il nostro esempio, Maradona vinceva delle partite il giorno prima. Il giorno prima, detto, sono nel caso di alcuni casi è la differenza tra un campione che psicologicamente regge certe pressioni e no, Connors rispetto all'improvvisato, che era un gran e poi l'esercizio del potere a volte dice vabbè svicolo un po', sono andato un po' oltre che quella che è la psicologia, però fa parte della storia dello sport, ragazzi, cioè, detto, anche qui con tutto il rispetto di tanti colleghi che a volte li vedo distratti, non mi invento nulla, basterebbe avere un po' di cultura sportiva, è proprio storica, di cultura dello storico dello sport. Sì, sì. Più o meno hai praticamente risposto a questa, a prescindere dalla percentuale, dal calcisticamente difficile, quali sono le tue sensazioni sul sogno scudetto? Se l'Inter vince stasera è ancora in corsa, l'Inter deve solo vincere stasera perché un pareggio, ripeto, rispetto alla classifica non cambia niente, però quando tu stai indietro, meno 12, devi incominciare a fare più punti rispetto a quelli che hai fatto quando li incominci a fare, quando è finito il campionato. Se l'Inter vince stasera, io ti do 40 Milan, 45 Milan, 30 Inter e il resto Napoli per bontà, anche meno, perché se fossi io di dare l'1%. Se l'Inter stasera perde o pareggia, allora 70 Milan, 20 Napoli e 10 Inter. Bene. Infatti Domenico dice si decide oggi lo scudetto, se l'Inter vince la Juve secondo me fa il filotto. L'Inter ha un calendario molto facile alla fine. Questo è il discorso diverso, forse proprio delle tanto facile. Ma proprio che le ultime 5 può fare sempre 5, 15 punti. Però chiaramente se storicamente oggi lo fa. Lo può fare. Però se oggi perde, è vero, là tu devi dire quanti punti all'Inter, 60 e 15 sono 75, 3 che ne recupera 78, sono 5 e quindi diciamo anche le prossime deve vincere, però deve sperare che il Milan, perché l'Inter ha il problema, ha detto che il Milan come il Napoli deve perdere una partita, pareggiarne un'altra. Però degli ultimi 5 il Milan ce l'ha un po' più difficile dell'Inter. Sì. Stasera capiremo. Noi oggi, ragazzi, contentiamoci che abbiamo messo un pilastro serio, perché se passiamo indenni senza cose che non voglio dire, le prossime due non le devi perdere, se non le perdi e poi chiaramente non è che puoi dimenticarti delle ultime partite, però puoi marcare. Se già ne fai un pareggio e una vittoria, sei quasi fuori dallo scudetto, però è Champions League, proprio devi fare 4 vittorie ormai, ragazzi. Anche perché la Lazio e l'Atalanta non stanno facendo un campionato da 10 vittorie di seguito, ho detto, ne mancano 7 per loro, ho detto, quindi. Poi ci sono degli scontri diretti tra di loro, no? L'Atalanta mi sembra deve giocare col Milan, quindi se il Milan, ecco, vedi quanto sarà importante la classifica, Guido. Allora, se tu dici il Milan ne vince tutte, automaticamente ti andrai a vedere dove l'Atalanta ha detto se il Milan ne vince tutte, allora l'Atalanta ne può fare 6 di vittorie. Questa è la di vittorie. L'Atalanta incontra più la Juve. La gente non ragiona, sentendo i vari giornalisti che sono sempre più tifosi, come nelle elezioni, che a un certo punto non sono 10 punti in palio, sono 100.000, perché tutti fanno 100 punti. Non funziona così. È premesso che andiamo a vedere quest'anno quante squadre hanno vinto 10 partite di seguito, nessuna. Quante squadre hanno vinto 9 partite di seguito, nessuna. Quante squadre hanno vinto 8 partite di seguito, 2, il Milan e il Napoli. Quindi stiamo chiedendo di fare alle squadre che quest'anno non hanno mai fatto questo, qualcosa che non è mai fatto in un campionato dove stanno stentando. È molto difficile, non impossibile, però molto difficile. Tu devi vedere anche il campionato, perché poi la gente, però la Lazio una volta fece, ok, ma quest'anno la Lazio è riuscita a vincere 8 partite? No. Chi l'ha fatto? Il Napoli all'inizio stagione, e quindi sta chiedendo, anche la Juve sta facendo benissimo nel girone di ritorno, ma ha vinto 8 partite di seguito quest'anno? No. Ogni tanto il pareggio lo fa.
È così, ragazzi, che si analizza il calcio, non si È sta così niente da che fare. se non vuoi prendere in giro le persone, però ovviamente non fai carriera, perché invece devi prendere in giro le persone. Questo ci terrò sempre a dirlo. Perché altrimenti 50 finali, sono 38 finali. Mario nel frattempo ti chiede chi si salva tra le quattro. Guido, possiamo dire che la Salernitana non si è salvata, l'abbiamo detto. no, io l'ho detto subito. E attenzione, perché poi io non so chi è di fronte ad ascoltare, non so se mi conosce, non so se è arrivato adesso durante la live. Chiaramente può perdersi prima, durante e dopo, eccetera, però almeno questo rimane. Qualunque valutazione che io faccio sul canale di Valerio e anche nei miei articoli è solo e semplicemente, esclusivamente una valutazione sportiva. Non c'è mai malizia, non c'è mai antipatia, non c'è mai un retrogusto, non c'è ma il Cagliari ci insultano, là. Proprio per questo tendo a sbagliare molto poco, perché in realtà altrimenti tu saresti condizionato da dici, il Genova c'è il gemellaggio, lì ci prendono sputi. No, è fatto calcistico. Salernitana e Genova sono andati scusate, secondo me B da tempo. Venezia e Cagliari, forse il Cagliari ha qualche percentuale in più di salvarsi rispetto al Venezia, anche per una questione che ha più esperienza, più potere, è stato un nuovo cambio di società e quindi sta un po' in affanno, però diciamo vogliamo mettere gli ultimi due proprio miracoli sportivi si salvi. Venezia ha più possibilità di scegliere Cagliari. Chiaramente le prossime partite c'è molta difficoltà a fare punti, no? Gli altri si devono solo suicidare. Io, guardando statisticamente gli ultimi campionati, ci si salva a 36 punti, 37 già non ce n'è bisogno, quindi vogliamo fare 37-38, potete capire che tutte le squadre che hanno da tempo 33 punti ne devono fare 3-4. Ecco perché le ultime 4 giornate ridicole, vedrete situazioni ridicole, e non è bello, non è corretto nei confronti di nessuno, quindi anche se il Genoa perde 6-0 con Napoli, ecco, ti è fatto comodo, no, non va bene per lo sport, ho detto. Vedete che l'Empoli, che giocava benissimo a pallone, ha smesso di giocare perché c'ha 33 punti, bastano altri 3, un pareggio, una vittoria e finito. Ha finito il suo campionato, ma il problema è che l'ha finito da tempo. Hai detto, queste sono il Cagliari si è messo in una situazione di vantaggio con l'inizio, il passaggio del girone d'andata e il girone di ritorno, hanno fatto quelle 2 vittorie, e 2 vittorie per una squadra che lotta per la retrocessione, tra l'altro 2 vittorie di seguito, 6 punti sono tantissimi, cioè ci metti tante partite a fare 6 punti. Queste sono secondo me le percentuali, poi già dalle prossime partite potrebbero essere quasi definitivi i giochi. Sì. Nel frattempo salutiamo un amico tifoso della Lazio che è passato, Arifin su Tasoma. Noi stiamo cercando di imparare anche tutti i modi di pronunciare Quaraschelia, se poi fosse vero, non lo sappiamo. È già un campione, è già un campione ed è già stato anche bollato come bidone. Tutte e due sono successe già tutte e due. Io non sono uno che crede ai complotti, ma tu che spiegazione ti sei dato per i 2 minuti al VAR prima di dare il rigore? Io sono molto contento di questa domanda perché ci sono tutti i difetti di questo mondo e mi fa ridere quando qualcuno dice Dio il gentile quando che ha detto. In realtà non mi metterete mai sotto scacco su un tema che per me è importante nella vita, che è quello della coerenza, che non è una coerenza calcistica, proprio coerenza. Il mio regista preferito in un commento di un film disse una cosa che poi mi ha allargato il cuore, che diceva posso morire felice, che ha detto, insomma, parliamo di gente che ha conosciuto il mondo e ha viaggiato in tutto il mondo, ha fatto delle vite da Olimpo. Ha detto nella vita la qualità più difficile al mondo, che più dell'onestà, più della onestà, più di là, è proprio più difficile, più rara, la troverai in 3-4 persone in tutto, perché la più costosa, dicevo proprio questo termine, è la coerenza. Io stesso ho detto non lo sono, ho detto infatti quelle persone che sono coerenti, lui dice a un certo punto sono i miei eroi. Io sorrisi perché ho detto vabbè almeno sono l'eroe del mio regista preferito, anche se purtroppo non c'è più.
Vi ho detto un sacco di cose sul fatto della questione arbitrale e continuo a pensarla così, e più le cose vanno avanti e più potrei dire in maniera che sembra anche antipatico, presuntuoso, avevo ragione. Facciamo l'esempio dell'audio che è uscito fuori, no? Dove ha preso la palla. È vero che è esercizio del potere, ma noi dobbiamo accettare il fatto che, e questa è la cosa sbagliata della narrazione sul calcio, che come c'è il chirurgo che sbaglia l'operazione di appendicite, c'è il chirurgo bravissimo e c'è quello che si vendeva il sangue infetto quando io ero giovane, donavo il sangue, lo scandalo di Poggiolini, queste cose qui, dei lingotti d'oro. Voi siete giovani, non ve lo ricordate, ma io ero al liceo, fu una cosa tremenda. Come ci sono i preti missionari meravigliosi, ci sono preti pedofili e ci sono preti normalissimi, e come c'è il prete colto che ti fa un'omelia che tu ti ricrei, in tutte le categorie degli arti, dei mestieri, delle professioni ci sono sfumature, da quello bravissimo a luminare a quello scarso, a quello raccomandato, a quello corrotto. E io non ho mai capito perché dobbiamo sentire questa frase stupida, ma sull'onestà degli altri, no? È inutile perché siamo tutti d'accordo, come si chiama, ma perché? A questo punto prendiamo gli arbitri e li mettiamo a fare i politici, visto che sono l'unica categoria al mondo onesta. Poi arriva lo scandalo pure dei rimborsi, l'arbitro che ha sbagliato. Non sto evadendo la domanda, che voglio essere ancora proprio preciso. Allora, noi abbiamo sentito quell'audio, proprio quello che io vi dicevo io, se ci fosse questa cosa della trasparenza, che una persona può sbagliare. In quel caso non c'è stato nessun complotto, né su Inter, né su Juve, vede la Juve ruba, no. Può sbagliare, non ha visto una cosa, era distratto, era incacchiato, era stanco perché veniva su fatti suoi. Nella vita puoi sbagliare. Io a volte ho sbagliato, ho messo la piuttosto di là in alcune parole. Sarà stanchezza, starò diventando dislessico, ma si può sbagliare. Il punto è sempre, se tu sbagli in buona fede, allora uno dice, era stanco, poi uno può parlare con Rocchi. Un'operazione di trasparenza rende gli errori alla lunga sempre più rari, ma soprattutto toglie proprio in partenza qualunque forma di polemica. Quindi questa era una mia idea e sono contento che è uscito fuori, perché ha dimostrato quello che sostengo da anni. Primo, finiamola con questa stupidaggine che sono le persone più oneste al mondo, l'unica categoria, perché ci sono poi casi, scappiamo 20 anni di distanza, l'arbitro Morera era corrotto, eccetera, eccetera. Non ce ne faccio nulla 20 anni di distanza. Secondo, possono sbagliare, ma essendo il giudice una partita, non mi va bene che uno dice come sbaglia Insigne il rigore, sbaglia l'arbitro. Non è la stessa cosa, perché l'arbitro non è in un'azione dinamica, cioè non ha un opponente come un avversario che ti deve rubare il pallone, ti deve fare in tecnica sciungolata. Quindi anche questa cosa che viene detta è una bufala incredibile, è un'arma di distrazione di massa. Terzo, e il punto là, sono esseri umani e quindi ognuno ha il suo background, la sua preparazione e arrivo, la sua personalità. Ci ha messo 2 minuti, dal mio parere, che non conta niente, e non è un parere fate presto, tesserini da stracciare, definitivi ghigliottina, perché secondo me voleva essere sicuro al 100% per non aver paura di sbagliare, per non finire nelle polemiche, perché sono state settimane di polemiche, soprattutto perché c'entrava l'Atalanta, che ha fatto un sacco di pressione psicologica e si è fatto mandare, noi le abbiamo viste, tutte le angolazioni possibili, in modo tale che ha detto il protocollo è intervenuto correttamente, quello ha detto guarda che rigore, io ho detto non sono convinto, non sono soddisfatto, fammi vedere quest'altro, fammi vedere quell'altro, là. Perfetto, io non ci vedo congiura, ci vedo un'applicazione di come dovrebbe essere sempre. E preferisco 2 minuti con una situazione che crea invece, infatti Gasperini non si è arrabbiato, perché poi anche loro si fanno mandare sui telefonini e c'è stata serenità. Quindi io qui non ci vedo la congiura, ci vedo la paura, che però in questo caso è diventata prudenza, che è diventato un coso fatto bene, non perché era a favore del Napoli, perché se era fatta invertita. Chiaro, se tu crei un meccanismo invece virtuoso, un arbitro non ha paura, gli bastano 2 inquadrature, ma va bene così. Quindi in questo caso io non ci vedo teoria del complotto, non ci vedo il palazzo, ci vedo semplicemente prudenza. Bene, chiarissimo. Ragazzi, io vi anticipo che abbiamo altre 3-4 domande che ho segnato, potete fare le ultime
Io in realtà lo dico Scusa Valerio, sono tranquillamente. stato lungo, ma sulle No, questioni no, è arbitrali, importante, sai che l'hai io detta ci tengo a bene. essere preciso e abbandonare il qualunquismo, cretinate varie. È una battaglia persa perché guido contro tutti, per dire, quindi, cioè, perché invece sarebbe bello un calcio dove l'errore ci sarà sempre, però non ci staremo a litigare manco un giorno come tifosi. Sì, sì, è chiaro, è chiaro. Quindi prendiamo le ultime domande. Io poi, molto onestamente, voglio cucinarmi una cosa e andarmi a vedere la partita del posticipo. Quindi poi dopo magari vi posto anche uno short finale. Parole del mister, a questo punto è troppo alta la posta in palio, sono quei carri che a me non mi ripassano più nella vita, ma anche per qualcuno dei calciatori. E ora è il momento di giocare. Lo Come la possono vedi avere questa? mi sembra una frase, non ci vedo nulla di male né di malizioso, è vero. E se dovesse andare male qualcuno dirà ha messo pressione, no, è il giusto, è una presa di coscienza onesta. D'altronde ci sono 4, 5, 6 giocatori, vedremo a fine stagione, che lasceranno per sempre i nostri colori. Alcuni sono anche grandicelli, uno lascerà l'Europa come Insigne. Certo. Quindi tutto sommato ha detto una cosa, non voglio dire Ma secondo banale, te vera. la voglio integrare come domanda, quando dice il momento di giocare, perché io ho visto adesso un atteggiamento un po', non dico più conservatore, ma insomma, non prendiamole, questa è la partita particolare, o forse questo è il momento del Napoli dove non siamo brillantissimi, se ce la giochiamo palla su palla, l'Atalanta ci fa e noi non segniamo. Credo che Sì, questo ma sia io stato il ragionamento. questa cosa, poi ripeto, sai quanto io sia, tu personalmente mi conosci meglio degli amici, degli amiche Bellini, amici Bellini, sai benissimo che proprio il mio universo è quanto più distante ci possa essere dai complottisti e le teorie del complotto, eccetera, che però da storico, che poi anni dopo lo stesso Mazzola disse sì, entrammo nello spogliatoio, mettemmo pressione all'arbitro di Inter, Napoli, e che ce ne fai la birra che sono passati quanti, perché la storia è importante, bisogna studiare la storia in tutto, la storia a scuola, la storia dello sport, la storia del cinema, ti aiuta, no? Come diceva Gramsci, la storia è un'ottima maestra di vita, ha ottimi insegnanti ma pessimi studenti. E purtroppo potrebbe anche avere un secondo livello di lettura, non solo sul campo, questo è il momento di giocare, perché effettivamente sono un paio di settimane che noi siamo, e sarà sempre di più, vedrete, se Napoli vince con la Fiorentina rimane acceso il sogno scudetto, e più si andrà avanti e più la pressione per una società che non lo è storicamente e non lo ha adesso come management abituato a questo, perché già il Napoli non è mai stato forte come il triumvirato Juventus, Inter e Milan, ma De Laurentiis non è un uomo che viene dallo sport, dal calcio, detto, quindi potrebbe esserci questo secondo livello di lettura, potrebbe anche esserci un terzo livello di lettura, quello che sottolineavi tu, nel senso, adesso vi ho fatto vedere un bel calcio in Italia, abbiamo fatto bene, adesso io chiedo ai miei ragazzi di vincere le partite. Non amo il termine partita sporca, perché il termine sporco mi dà sempre l'idea di una persona o che non si lava così imbroglia, cioè partite difficili, partite dove sei costretto a tenere a soffrire, a tenere botta, ma però c'è questa retorica, la partita è sporca, non mi piace. Rimarremo senza terminologie perché ne Sì, stiamo colpa di smontando. Guido proprio. Può anche esserci questo livello di lettura, come no? Cioè, perché no? Cioè, non l'ho detto io. Tutte sono, anzi, secondo me potrebbe esserci una percentuale di ognuna di questi livelli di lettura. Poi solo il mister sa il cocktail, il 30% di questa, 40%. Il tweet di Juan Jesus è come il mio amato cinema, no? Che viene spesso confuso col teatro, con altre cose. Io e tutti i miei spettatori poi anni dopo lo dicono a me, una cosa che impariamo con te Guido, nel cinema nulla è casuale. Se voi sentite le interviste e quindi facciamo un parallelismo subito col calcio, una delle frasi più ricorrenti ma improvvisavamo molto, il cinema è il giocattolo per adulti più costoso al mondo, che ogni minuto sul set sono centinaia di migliaia di dollari o di euro che volano. Potete mai pensare, cioè, è estremamente tecnica come arte, quindi anche se fosse così,
poi c'è un terzo tempo che si chiama montaggio e il regista può dire sì, sembrava bello, ma questa cosa non funziona, non fa ridere, rallenta il ritmo, non è logica con l'indirizzo narrativo. Quindi è una grande bufala che ci viene raccontata e che sentiamo in tutte le interviste. Ci può essere non l'1%, che poi diventa lo 0,000. Nel calcio uguale. Qualunquismo da morire, uguale. Quando è uno sport, a prescindere dall'esercizio del potere, vale, estremamente tecnico, dallo strumento di gioco, che quanto di più tecnico è cambiato nel corso degli anni, tecnico nell'abbigliamento, che è cambiato nel corso degli anni, tecnico nella tecnica, nella tattica di gioco, e vi farei un pippone lungo. Quindi ragioniamo in questa chiave di lettura adesso nuova di affrontare il calcio. Mi piace. Guido, Valentino ti chiede 2 parole da parte tua sull'arrivo di Ciro Romeo. La città ha adottato Driss, Driss ha adottato la città. Stupore, commozione, ammirazione e ringraziamento infinito. Ne ho dette di più e chiedo scusa a Valentino, se no sono lungo. Stupore perché fino all'ultimo ho detto non è tenuto a farlo, il nome è una cosa che ti caratterizzerà tutta la vita, io ci ho messo un sacco di tempo a accettare il nome di mio nonno, adesso non lo cambierai con niente al mondo, anzi penso che molti dicono tu che sei una guida per le persone dovevi per forza avere questo nome. Uno straniero che poi potrà anche dire ma perché mi avete messo un nome di un italiano, che è un nome anche abbastanza popolare, dobbiamo dire, no? Molto semplice. Coerenza, perché poteva essere un gioco, questi continui richiami a Ciro, e ammirazione per questa coppia meravigliosa che io ho amato dal primo momento, quando quella corsa in motorino appena arrivati a Napoli e loro che urlavano, seguita da una corsa in tandem e tutti si soffermavano su altre questioni, e poi Mertens era famoso alla cronaca solamente per la frase infelice di Sappiani, quell'allenatore che non nomino perché gli voglio molto bene. Tante cose. È chiaro che questa cosa, non solo il nome, poi per comodità, parlo di Kate, no? Per lei sarebbe stato molto più comodo e più logico far nascere il figlio in Belgio, perché c'ha la sorella, c'ha i genitori, e qui comunque il marito mattina e pomeriggio si deve andare a allenare. Ragazzi, è un gesto fortissimo che forse alcuni non hanno ancora colto. E poi anche un pizzico di simpatia. Fortunatamente Mertens non è italiano, è di nazionalità belga, se no tutto ciò non sarebbe stato possibile, viene da ridere, no? Nel senso, per chi ha fatto diritto privato sa che la legge italiana impedisce a un cittadino di avere lo stesso nome del padre. Noi non possiamo dare il nome al nostro figlio, quindi io non potrei dare a mio figlio il nome Junior. di Guido. No, non c'è il junior senior, e siccome noi abbiamo sempre chiamato questa cosa, mi faceva sorridere Ciro. Pensate in un futuro Ciro chi si gira, no? Detto, perché noi abbiamo il Ciro vero dall'anagrafe Ciro Romeo, e anche il secondo nome che gli ha dato Kate è bellissimo, romantico, legato alla storia di Romeo e Giulietta, del cane che adottò. È proprio una favola questa di questi 2 ragazzi meravigliosi che ci ha regalato la vita. È proprio una favola, è una grande cacchiata, fammi dire Valerio, quando dice conta solo la maglia, i giocatori passano, allora ci sposiamo, parlo da uomo, tutti con 3.000 donne, ma che cacchio di discorso? Ma ogni persona è, come posso dire, speciale a suo modo, la sua identità, la sua storia, il suo carattere. Come ci può essere un giocatore che passa, fa la sua onesta carriera, ma così banalizziamo anche la spettacolarità della vita. Cioè io non ci sto a queste banalizzazioni. Questi 2 ragazzi avranno la nostra riconoscenza, perché è un atto che va proprio al di là dello sport. E che fortunatamente, non essendo italiano, ma è una battuta perché lui comunque si chiama Driss, ha potuto cavare la legge italiana, perché legalmente l'ha potuto chiamare Ciro, perché altrimenti non poteva. Fantastico. Questa è una cosa che prima o poi scriverò nell'articolo, e sottolineerò questo fatto, che ringraziamo che è belga, perché sennò non poteva essere Ciro Junior, Ciro Senior. Elmas a tecnica e duttile corre, ma non è né carne né pesce, ricordiamocelo ogni giorno. È scarso, infatti io sono scarsi. Io rigiro sempre dall'altra parte. Meno male che è scarso, figuriamoci se aveva un minimo di qualità, perché se è scarso è qualcosa di buono,
fa, no? Qualcosa ogni tanto riconosciamolo, Franco no. Il problema, ragazzi, è che ci sono molte dichiarazioni che non sono intellettualmente oneste, e questo lo devo dire per essere intellettualmente onesto. Ovviamente nessuno ti verrà a dire guarda perché io sono amico del procuratore, o perché si tende a diventare nel corso della vita come quei bugiardi che nella vita, non parlo nel calcio, no? A un certo punto veramente sono convinti di quella che per loro all'inizio era andata come una bugia e sono costretti a ripetere, è diventata per loro la verità. Come l'accanimento a Ospina e certe cose, però andiamo sul territorio di dichiarazioni di colleghi, non ci interessano, cioè, godiamoci. È un ragazzo molto giovane che è cresciuto molto fisicamente, che lo mettiamo a giocare a destra, poi è tornato a sinistra, e che intanto per ora non è una cosa importante, Valerio, non è mai stato un piantagrane. Nonostante questo utilizzo a singhiozzo, è anche è difficile dover tappare i buchi. La partita oggi mi dice che devi andare a centro-destra, devi giocare arretrato perché abbiamo 2 infortunati. Ci sono dei giocatori, ragazzi, facciamo un po' di storia dello sport, che si sono rifiutati, anche importanti, di entrare a 15 minuti della partita, 3 minuti della partita, che dice in questo ruolo non gioco, mister. Cioè non sono tutti uguali di nuovo, no? Lui ha già il fatto che dà grande disponibilità, chiaramente poi Perché ti metti, spieghiamolo, perché ti metti anche, puoi fare una figuraccia se non ti trovi a tuo agio. Lui è chiaro che si sente più a suo agio a sinistra, mi mette a destra al posto di Politano, faccio del mio meglio e basta. E perché poi i giocatori, che Valerio è un grande maestro di vita e di web, lo leggono, ma secondo me fa piacere leggere non solo i 4, faziosi o meno di alcuni colleghi, perché i 4,5, i 4 che ha preso Mertens quest'anno, e poi un noto sito, questo fammelo dire, della notizia che è stata riportata da Repubblica immediatamente. Repubblica appartiene al gruppo Agnelli, è il comitato di redazione sportiva della Repubblica, è juventino, ma non è una frecciata, nel senso, quindi, perché Crosetti, c'è Massimo Mauro, se Repubblica, gruppo Agnelli, ma giustamente, giornalisticamente non puoi bucare una notizia del genere, perché comunque è una notizia che fa colore, che beh, e quindi io sto riconoscendo un merito giornalistico, non è nessuna frecciata. Immediatamente pubblica la notizia. Com'è possibile che un sito importante napoletano per 2 giorni no, e poi ci sta la notizia negativa su Mertens, allora poi tutto il campionato, quei 4-4, li dobbiamo leggere in un certo modo. Dice, vabbè, la notizia non era importante, ne hanno riportati qualunque sito, giornali sportivi o non sportivi, anche all'estero, e tu, se un sito del Napoli non la riporti, e però il giorno dopo riporti una notizia negativa su Mertens, ragazzi, il calcio è esercizio del potere anche come viene raccontato. Chiaramente Repubblica ha pensato bene, essendo una testata giornalistica importantissima, appare del Corriere della Sera, ha detto questa è una notizia importante che comunque farà visualizzazioni, fa colore, è anche bello in un mondo dove sta tutta guerra e pandemia, mettiamo una notizia bella, detto non la possiamo bucare, perché sarebbe stato un grandissimo, si chiama così in germo giornalistico, quando tu buce proprio hai detto, ma andava detta, ha detto non saremo gli unici, in realtà poi sono stati tanti, ma non tutti. Quindi bene loro, certe notizie cubano la narrativa. Esattamente. Allora, qui apro una parentesi, ragazzi, e tra un po' ci salutiamo. Che opinione hai riguardo la sceneggiata di Will Smith? E già l'hai caratterizzata con questa domanda, Aniello, e voglio inglobare tutta una serie di domande per ricordarvi il canale YouTube di Guido, che è Guido Gentile Piano Sequenza. Vedi, piccolo off topic, che ne pensa del film Drive My Car? E ancora non l'ho visto, quindi non so se meritasse l'Oscar più del capolavoro sorrentino. E Francesco ti dice un ringraziamento per le analisi di Parasite e Once Upon a Time in Hollywood, che ho recuperato ultimamente dopo aver visto entrambi i film, 2 gran bei film, entrambi di 2 grandi registi. Quindi trovate tutti gli approfondimenti sul cinema su Guido Gentile Piano Sequenza. Vai Guido. No, concede invece un minuto. La questione è molto grossa, e qui vi parlo da storico del cinema. E bene ha fatto Valerio a indirizzarvi, perché io ho fatto una piccola analisi sui premi. Vi voglio raccontare una nota di colore.
segreta, probabilmente mi prenderò un rimprovero. Ho detto io, lungi da me da stancare Valerio, da forzarlo, di portarlo in territori che potrebbero non interessarli, tant'è vero che non gli ho chiesto nulla. Poi sapevo, ormai l'ha reso pubblico anche voi, che era impegnato per la sua vita, per il lavoro, è anche un trasloco molto faticoso da tutti i punti di vista, non solo fisico, ma ti toglie tantissime energie. E quindi questa cosa mi ha liberato da qualunque scrupolo di chiedergli: facciamo noi due la diretta degli Oscar, facciamo il bello e il brutto, l'esperto e non l'esperto, e chi vorrà parte con noi li commentiamo scherzosamente. Però io però a Valerio gli ho scritto, perché mi sono fatto la mia nottata come faccio sempre, e quindi lui lo sa nel corso della nottata delle impressioni. La questione è grossa perché pur non amando i premi, anzi proprio perché io non amo determinate cose, le cose che non amo intendo a studiarle molto di più. E nella mia vita ho dedicato 4 lunghissime, le famose conversazioni di cinema che io faccio dal vivo, intendo, alla notte di Oscar, raccontare gli aneddoti dietro le quinte, tutte le schifezze, i sotterfugi che ci sono. E questo sarebbe un primo piano di lettura, quindi come faccio adesso a riassumere 94 anni, 93, perché questo ancora non sapremo, tutti dietro le quinte. In più dovrei fare una lezione sulla storia dell'evoluzione della comicità nella televisione, nel cinema, nel teatro, che è complessa, e quindi non lo facciamo. Su quello che è il momento storico che stiamo vivendo da un punto di vista non solo sociale, ma dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma è molto complesso e non sto svicolando. Quindi anche se io non ne volevo parlare, e sempre col mio consigliere, che mio fratello ha detto un po' lo devi dire, l'ho detto nel mio canale, ci sto sempre pensando se fare uno speciale e non nel canale di Valerio, perché sarebbe, oltre che un'intrusione, molto lungo. È molto complessa, ci sto riflettendo, perché poi delle persone gli interessa avere un punto di vista un pochino più serio, non significa pesante, serio da un'analisi di chi si sente la responsabilità quando noi siamo dei comunicatori, cosa che io non ho visto. Quindi ci rifletterò. Non so nemmeno se vorrò fare, sfruttando l'abilità, Valerio mi insegna le cose, a questo punto non, forse sarebbe più interessante come video che diventa confezionato, tenete e basta, ma come invece un guido contro tutto, chiedetemi, diventa l'occasione per raccontarvi delle cose. Ma è veramente molto molto complessa. Cioè non fatevi traviare solo dallo schiaffo, perché quell'episodio, se fosse quello, è di una banalità incredibile per quanto può essere increscioso, e infatti tutto quello che sta succedendo attorno che è molto pericoloso dal mio punto di vista, perché tutte le cose possono essere poi strumentalizzate per andare in un verso o in un altro, come nel campo della censura. Rita mi faceva notare, io sono un ignorantone in queste cose, che per ora i loro profili social di Chris Rock, come si chiama, hanno avuto 1,5 milioni di iscritti in più. Sono cose che io sempre ignoro, e che invece sono parametri che io come storico adesso devo cominciare a valutare. Sono andato oltre un minuto. La domanda è bellissima e io veramente ci stavo riflettendo se è il caso o meno. Non cambierò il mondo, non ho mai la pretesa di cambiare il mondo, ormai non ho manco più, Valerio, per la mia età, la pretesa di migliorare il mondo, semplicemente di non peggiorarlo. Penso come ho diventato serafico, quindi anche questa diretta, ho detto quelle 1.000, 5, 3 persone, 600, almeno a quello garantiremo un po' di onestà, ma soprattutto un discorso logico che va dalla storia del cinema alla storia, perché ogni cosa poi va inquadrata storicamente, sia quando è successa, nel cosa porterà storicamente. Questa è finisco, è la vera missione e io non lo sono, per continuo a negarlo, il mio professore dice sì, degli intellettuali, cioè poi prendersi la responsabilità da qui a 20 anni questa cosa comporta. Però noi abbiamo molte persone che vanno a stracciare i testerini, cioè si fa molto più facile a il Gattuso out, torniamo al calcio, e quando Valerio l'ha citato in un messaggio, Guido Gentile, attenzione, non è perché io non ho nulla contro Gattuso, in realtà è una critica a tutte quelle persone che immediatamente la fanno facile, individuando un solo colpevole, abbiamo risolto, quindi vedi l'Italia va ai mondiali.
Ormai per me il Esatto. Gattuso out non è il Gattuso, perché potrebbe essere Guido, lo dico anche me stesso, cellulare out, quindi non è contro Rino Gattuso, ma è contro chi utilizza questo sistema di comunicazione che è molto semplicistico ma anche molto pericoloso, perché veramente sintetizza tutto in una cosa. Invece soprattutto uno sport che è così complesso, 11 persone in campo, come il calcio, allora è molto facile. Ho detto, Guido, ma si esonerano gli allenatori. E stranamente poi certe cose si ripetono, vedete. Quindi il mio Gattuso out dovrò trovarne un altro modo, perché veramente sennò chi lo ascolta pensa che è un messaggio contro Gattuso. Non è assolutamente, attenzione, è stato utile questa domanda per potermi dire anche questa, non è assolutamente contro Gattuso, ma contro la narrazione. È chiarissimo, è Scusa chiarissimo. Valerio, tu non devi far queste domande così intelligenti. Domande quanto è forte Manolas, deve andare il tuo canale, deve cambiare strategia, basta, abbiamo sbagliato tutto. Ma quanto è forte Manolas? È forte Valerio, è forte Manolas. E sono queste domande di gente intelligente che vuole sapere le cose. Quanto ti piacerebbe vincere l'Oscar? No, ma perché io non l'ho vinto quest'anno? È un'ingiustizia, è una congiura. Io avevo detto che volevo vincere, è una congiura. C'è del marcio nell'Academy. Valerio, basta domande di gente educata e intelligente. Via. Ho perso il controllo della community per fortuna e quindi è una cosa straordinaria. Io vi saluto tutti. Il calendario della rivale Milan è tosto e non c'è dubbio. Il Bari è in Serie B e non c'è dubbio, ma avremo modo di parlarne di queste cose perché non è finita, perché siamo ritornati, perché devo sistemare qualche cosa lì perché non mi piace questo vuoto. E ti faccio chiudere così, Guido. Angela ti chiede, non ha capito perché Ospina è stato ammonito. Proteste. No, invece è una bella domanda, perché lui aveva richiamato l'attenzione dei compagni, C'era anche quello... dei compagni di che c'era un giocatore che era caduto a terra, si era forse preso una zuccata. Anche qui l'ipocrisia di arbitraggio più volte, perché l'azione è stata lunga, la palla è uscita fuori dall'area, si è ripresa l'azione riuscita, continuava a sbracciarsi, poi l'Atalanta ha tirato e lui è andato a protestare sull'arbitro, guarda che quello sta ancora a terra. No, semplicemente per proteste, domanda legittima. Meno male che non siete concentrato, la bisettrice era sbagliatissima, per puro caso poi era nella posizione giusta per smanacciare, è stato puro caso, perché infatti guardava di lì e ha detto oh cacchio la bisettrice, quindi oh cacchio, e non poteva non arrivarti la domanda sulla bisettrice di Donnarumma, perché ovviamente non abbiamo potuto parlare dell'Italia. Comunque tutto quello che io vi ho detto in questi mesi, non è detto, quando la prima cosa pazienza, lo so, molti di voi vorrebbero spaccare il mondo e Valerio c'è la sua vita, voi non potete immaginare cosa mi sta succedendo. Io vado a letto alle 6, alle 7 mi devo svegliare, cioè, ho più di questo, ormai un'ora ho ridotto il mio però cercheremo di Valerio tantissimo, perché lui fa un sacco di video, ma permettetevi di sto povero Cristo di traslocare, se non è un robot manco lui, però nei limiti del possibile saremo con voi. Ragazzi, divertiamoci, non state a pensare a sto scudetto, non vi fate quello c'ha lì, quando in che punto potrà perdere il Milan, se no male sangue. Vedete, oggi non c'è il cronometro fortunatamente. Relax, anche perché ci pensano gli altri, relax, vediamo quello che succede, divertiamoci con i luoghi comuni, al terzino sinistro, critichiamo Valerio se l'arredamento che poi della stanza non ci piace, dobbiamo essere molto, molto severi con questo, molto severi. Ma io posso anche ripitturare tutto verde e lo faccio ogni volta in virtuale, diventa tutto un green screen e quindi vi frego. Valerio, un abbraccio e signori, Guido Gentile, grazie infinite, siamo tornati. Da dove? Dal futuro. Era sul piatto d'argento. Buonanotte a tutti. Un bacione a Guido. Signore e signori miei, io vi bacio. Questo è il mio programma. Aglio, olio e peperoncino, partita e birra gelata. Una roba del genere, anche perché non ho molto, ho peperoncino, ho aglio, ho olio
e non ho molto altro, quindi mo vediamo se... Però dobbiamo fare in fretta perché manca un quarto d'ora, il tempo della pasta. Vi bacio tutti, forza Napoli sempre, da New York. Valerio Fluido è tutto, nuovi iscritti, vecchi iscritti, se qualche domanda non sono riuscito a beccarla vi chiedo scusa. Vedi, c'era Mario che ringraziava Guido per quello scambio di messaggi, fatti vostri, giusto anche così. Bello condividere con voi, con la community. Ci vediamo domani per un approfondimento tattico, altre cose, state tuned. Dove sta la sigla? Che questo mo è diverso, sta dall'altra parte. È un voi non avete idea, perché io potrei far partire i fuochi d'artificio, ma no, perché non si... Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.